immagine qua, dopo la Noemi buongiorno, nella più rigida tradizione ci siamo. Perché allora sì, adesso ci hanno messaci. Adesso no, viene fuori tutto. Viene fuori tutto. Ok, no, tranquillo. Sì, lo stanno facendo adesso. Quello sì, si crea un nuovo per necessità già bisogna iscriversi Deve essere creato almeno per Mancano ancora le scuole sì, la cioè parla anche sbagliare. dovrebbe arrivare, non so quando. poi devo mettere la cravatta. Stiamo parlando del giardino. Però lui parla Cristiano Abbondato. Mi ha fatto bene perché eravamo
No, ma chi ha fatto tutto, chi si introduce sempre così, quindi dopo chi parla bisogna fare vedere. Ma hanno tutto ma dopo di nuovo. Guarda, dopo anche là quando stanno parlando con qualche figuratina, sì, non serve che si mettono in posto, Abbia pazienza, venga, perché io non posso stare qua fino adesso. Siamo riusciti.
Lei è qui della Slovenia? No, tutta Slovenia. Sì, se fa strada, si vede che ha trovato strada. Va bene. Va bene.
presidente. Fammi. Se c'è giovane. Questa cosa che aveva. Intanto mettiamo i cartelli, dato che fanno una quello è Perché davanti agli amministratori uno alla volta. no, per venire io fare ma non viene lì, lo vado a chiamare. deve venire giù assolutamente perché sennò Le colonne. perché arriva fino a lui. Stefano viene D'Ambrosio io la intervisterò un paio d'ore. Va bene. Un paio d'ore. Lei sa a memoria tutti i nomi. Aiuto. No, tutti i nomi non li so. Ci provo, adesso lo facciamo. No, ma io dopo. State pure loro. Più importante loro. Adesso sono nuovi, è arrivato il nuovo presidente Pubbliche. Facciamo la foto? Facciamo sta foto? La facciamo? Presidenti deve insomma dai, ci siamo, vieni di qua. forse fuori a chiamare le scale diverse. Arriva tra abbiamo fatto 3. Ok. Va bene, ma intanto possiamo rimane un po' come si brava.
che se io mi devo al così. No, ma basta che mi passi a capire poi. Sì, come l'anno scorso, ma la scatola ce l'ha la Silvia. Torino. E 5 che però li abbiamo recuperati, manca un'altra scuola che non ci siamo riusciti. Perché io non ho bisogno perché ci sono quelli che non si capitano che non La scaletta è questa, ce l'ho qua. Si vede tutti? No, ci sono un anno Prova. Allora, intanto ben trovati, benvenuti e sappiamo tutti perché siamo qui. 25 marzo è un compleanno importante, un compleanno che ci portiamo dentro e io farei davvero un grande applauso a Venezia. 421 l'hanno dato come nascita e noi invece siamo arrivati alla 14ª edizione di questo concorso scuola che mira ovviamente a valorizzare il patrimonio veneto, una festa del popolo veneto che lo facciamo grazie a Regione del Veneto. Tra poco daremo la parola al nostro assessore Corazzari che è qui assieme al Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che ringrazio di cuore per la presenza. E ringrazio di cuore anche l'ufficio scolastico regionale, ringrazio di cuore UMPLI Veneto e tutte le UMPLI provinciali e tutti i volontari delle Proloco che ogni giorno lavorano per valorizzare questo patrimonio. Non voglio dilungarmi, ma voglio immediatamente passare la parola a Fabrizio Tonon, cuore e anima di questo concorso, nonché Presidente di Commissione e tante altre cose in seno a UMPLI. A lui il nostro applauso. Buongiorno a tutti, all'assessore, alla Regione Veneto, all'ufficio scolastico e naturalmente ai presidenti di Proloco che ci sono qua e in particolare però agli insegnanti, alle scuole e ai ragazzi che sono il motore di questo concorso di tutela e valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Questo bando lo facciamo appunto per dare attuazione alla legge regionale numero 8 del 2007 perché questa è la finalità, la ricorrenza del 25 marzo come diceva prima Luca. L'UMPLI Veneto è incaricato e assieme alla Regione Veneto e l'ufficio scolastico indicano questo bando e ha tre ambiti questo bando. Un ambito per la lingua veneta nelle sue espressioni creative del teatro, della musica e della poesia, della ricerca del patrimonio storico e artistico ed enogastronomico e poi c'è quell'ambito che riguarda il patrimonio immateriale, cioè le leggende e i misteri, gli anniversari e i personaggi storici del nostro territorio, le rievocazioni storiche che sono importanti e soprattutto quest'anno anche le origini e le radici venete nel mondo. Sono arrivati si erano candidate più di 80 scuole, ma sono arrivati 65 progetti, 7 della provincia di Belluno, 5 della provincia di Padova, 4 di Rovigo, 6 di Treviso, 8 di Venezia, 7 di Verona, 6 di Vicenza e naturalmente poi c'è anche l'Istria che fa parte di questo bando perché precisiamo scuole venete ma anche scuole dell'Istria. Quindi è un patrimonio che va oltre confini. Quasi i lavori sono stati tutti di quasi
e tutti di buona qualità, rispondenti alle indicazioni del bando negli obiettivi. È importante la Commissione per esaminare ha dei parametri da tenere in considerazione, che sono naturalmente la formazione scolastica e quindi la buona qualità e la rispondenza e delle competenze raggiunte da un punto di vista didattico soprattutto, quindi è importante questo aspetto, che l'ufficio scolastico ci tiene che ci sia questa cosa. Poi la valorizzazione del patrimonio e l'originalità, questo proprio per dare rispondenza al bando, e quindi la Regione Veneto sostanzialmente ci tiene che ci sia valorizzazione, ricerca e promozione del patrimonio linguistico, quindi anche la lingua, che non è solo lingua, ma poi ci sono anche le sfumature del cimbro e di altre. Poi importante per quello che riguarda l'UMPLI, poi per i commissari dell'UMPLI, è che ci sia una qualità del prodotto, che vada il messaggio, arrivi e promuova quello che abbiamo detto. Su questi parametri ci siamo mossi noi commissari, e qui cito e ringrazio naturalmente i commissari perché si sono impegnati notevolmente. Per la Regione Veneto c'è Carlotta Martorana e Sabrina Forti che sono qui di fronte a noi. Un applauso naturalmente. Per l'ufficio scolastico regionale non c'è la Daniela Sartor, ma c'è Incoronata D'Ambrosio, che poi avremo modo anche di sentire. Poi per l'UMPLI ci sono la Mariangela Doretto, che non è qui presente, Armando Favaretto, che vedo là in fondo, Giovanni Ghisellini per Rovigo, la Teresa Meggiolaro che è qui, Giuliano Venturini, poi Giampaolo Rallo che è qui alla mia destra, poi ci sono io che gestisco un po' le commissioni, e poi c'è Stefano Antonini che è arrivato ma era a caccia delle scuole dell'Istria che sono arrivate benissimo, quindi siamo contenti che siano arrivati in tempo. Voglio poi dare un ringraziamento alla segreteria, perché tutto questo lavoro funziona anche per la segreteria, per la Noemi e per tutto l'ufficio della regione dell'UMPI. Fabrizio, possiamo far alzare in piedi i commissari, almeno li vedono e si prendono un applauso? Prego. Commissari, perché a voi la responsabilità... Ecco, li ho fatti alzare perché così condivido le responsabilità, perché abbiamo dovuto fare delle scelte che sicuramente oggi fanno gioire qualcuno, e questi siete voi che siete qua, però hanno lasciato forse un po' dell'amaro in bocca ad altri, ma questo amaro in bocca ce l'abbiamo anche noi, per il fatto che abbiamo dovuto stilare una graduatoria, e questo bisogna farlo purtroppo, e magari per delle inerzie abbiamo dovuto scegliere proprio per quella scelta di parametri, perché ci devono essere un giudizio il più realistico possibile, ma anche il meno personale possibile. Quindi però possiamo dire che quindi trasmettere agli studenti e soprattutto agli insegnanti che abbiamo apprezzato il lavoro che è stato fatto e abbiamo tenuto in alta considerazione il lavoro, anche se aveva qualche deficienza in qualche parte. Quindi grande lavoro di sinergia fra insegnanti, studenti, e questo ci deve essere, però poi c'è anche la famiglia, i genitori, i collaboratori di qualsiasi natura che poi entrano in questa trasversalità di lavoro, e anche le associazioni, soprattutto le Proloco. Quindi ringrazio tutto il nostro staff sotto questo aspetto. Noi visto che purtroppo non abbiamo un rappresentante del Museo M9 che ci ospita, volevo naturalmente ringraziare anche il Museo M9 per l'ospitalità e per quello che M9 fa appunto anche per i giovani da un punto di vista dell'apprendimento scolastico e anche formativo. Quindi andiamo avanti, grazie di essere qui, e
buon lavoro anche per i prossimi anni e per la 15ª edizione. Buona giornata. Grazie Fabrizio. E abbiamo il piacere di chiamare al microfono Cristiano Corazzari, assessore regionale con i referati alla cultura e l'identità veneta. Lei, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto grazie a coloro che hanno lavorato per organizzare questa giornata così importante per la nostra regione. Un ringraziamento particolare lo faccio a tutti gli insegnanti, a tutti i ragazzi che sono qua presenti e poi naturalmente dobbiamo gratitudine all'ufficio scolastico regionale e alle nostre Proloco, all'Umpli regionale che fanno un lavoro straordinario. Non da oggi, ma siamo alla 14ª edizione. Abbiamo tra l'altro tra gli ospiti il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, che è stato il promotore della legge da cui si è sviluppato questo progetto, appunto la Festa del Popolo Veneto per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico, identitario veneto. E come mai abbiamo voluto con forza dare continuità a questo progetto? Perché noi siamo molto orgogliosi della nostra storia, di ciò che sta alle nostre spalle, perché è la base su cui poi contiamo e confidiamo e vogliamo costruire il nostro futuro. Ora, per i ragazzi, dico, il termine, diciamo, che è stato assunto come data di fondazione di Venezia, Ciambetti lo sa bene, il 421. Chiedo ai ragazzi, prima Cristo o dopo Cristo? Sbagliato, dopo Cristo. No, vedete come non è facile contestualizzare nel corso degli anni. Dopo Cristo, però questo cosa ha significato per noi? Ha significato una realtà statuale, Venezia, che ha battuto moneta per più di 1000 anni, battuto moneta con l'effigie di Venezia. Pensate che voi studiate Roma, Roma giustamente diciamo l'Italia, patria dell'impero romano, Roma la nostra capitale. Roma, l'impero romano ha avuto un arco temporale molto più breve di Venezia. Parliamo di qualche centinaia di anni. Venezia ha un percorso poi che rende la propria architettura istituzionale statuale un esempio nel mondo. La Costituzione degli Stati Uniti assume la propria genesi prendendo ad esempio quello che era il sistema di governo dell'allora Repubblica Veneta. I nostri artisti, pensate alle nostre ville palladiane, hanno dato l'ispirazione per il Campidoglio negli Stati Uniti, la Casa Bianca. I nostri artisti, il Canova è nei più grandi musei del mondo. Quando si parlava di libertà di pensiero, un artista, un intellettuale nel Medioevo, avete presente il film Il nome nella roba, il Medioevo, quel periodo così oscuro in cui si era costretti anche nel pensiero intellettuale? Ebbene, dov'è che trovavano la libertà? La trovavano a Venezia. A Venezia venivano i più grandi artisti e i più grandi intellettuali. Galileo trovò asilo nella Repubblica di Venezia, a Padova. Il primo e più grande ghetto ebraico fu quello di Venezia, dove gli ebrei avevano delle libertà, non possiamo paragonarle naturalmente a quelle della società attuale perché è un mondo diverso, ma avevano delle libertà che altrove non trovavano. Quindi siate orgogliosi della vostra storia, perché è una storia luminosa. I primi a commerciare, a rapportarsi con le parti più lontane del mondo conosciuto furono i veneziani, i mercanti veneziani. Il Gran Khan ospitava e accoglieva con tutti gli onori Marco Polo. Non che Venezia non avesse fatto anche le proprie guerre per difendere le proprie rotte commerciali e i propri valori, perché aveva un territorio che si estendeva in tutto l'Adriatico fino all'Egeo e fino alla parte orientale. Però
non è mai venuta meno la propensione del Veneto, di Venezia e di noi veneti di guardare al di fuori dei nostri confini, di guardare al mondo, di rapportarci con gli altri, anche con uno spirito molto pragmatico, dicono, perché loro lo facevano per commerciare. Ma quando interrompi il rapporto commerciale, quando interrompi i rapporti economici, l'alternativa è solo la guerra, è solo la chiusura, il non conoscersi. E purtroppo questo è un tema molto attuale. Se voi guardate i notiziari, è un tema ancora oggi attuale. Bisogna invece ritrovare i motivi di conoscenza e di costruzione di interessi comuni che passano anche attraverso la relazione economica. Questo ci ha insegnato Venezia, ha fatto grande Venezia e quindi noi siamo orgogliosi di questa storia. Una storia che vogliamo qui valorizzare, promuovere, anche una lingua. Adesso il mio accento è un po', non è proprio tipicamente veneto, però questo ve lo spiego perché sono un polesano e vengo dai confini di Venezia, ecco, proprio dal fiume Po, dove ci sono delle influenze, ma il Veneto è una lingua. Il Veneto è una lingua con tante cadenze, con tante impostazioni, tante inflessioni, ma è una lingua riconosciuta e anche questo vogliamo valorizzarla proprio nella sua ricchezza, nelle proprie diversità. E lo vogliamo fare con i ragazzi delle scuole, perché sono il nostro futuro e vorremmo che anche potesse nascere un interesse, potesse nascere sempre di più un riconoscersi in questa storia, una consapevolezza di questa storia. Una consapevolezza, badate bene, che non è dovuta ad un titolo legato al nostro albero genealogico, è legata al fatto di essere parte di una comunità e quindi vale per chi è veneziano, veneto, polesano, vicentino da centinaia di generazioni, ma vale anche per chi ha scelto questa terra per venire a vivere e a realizzare la propria aspirazione di futuro, anche se sono arrivati un anno fa, 10 anni fa. Noi vogliamo che siano parte di una comunità che si riconosce intorno ai nostri valori, che sono la realizzazione di quella che è la nostra storia. E il Veneto e Venezia ha una storia che va molto al di fuori dei nostri confini. Abbiamo milioni di oriundi veneti nel mondo. Ne abbiamo milioni e sono i nostri primi ambasciatori nel mondo. Io tra l'altro ho anche la delega dei veneti nel mondo. E questi nostri ambasciatori cosa hanno fatto andando in giro per il mondo? Hanno replicato un modello sociale, culturale, economico che abbiamo qua in Veneto. Hanno semplicemente lavorato, esercitato la solidarietà, i rapporti familiari, portato avanti quel sentimento di lavoro e di umanità che è tipico di noi veneti e ha portato frutti molto interessanti. Il presidente Zaia dice sempre che i nostri veneti nel mondo sono un orgoglio per noi e non sono andati in giro per il mondo a combinare guai, ma sono andati in giro nel mondo a contribuire alla crescita delle comunità dove sono andati. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare un viaggio in Brasile proprio a visitare queste comunità. C'è uno stato del Brasile, Rio Grande do Sul, che ha più del 50% della popolazione di origine veneta, non italiana, veneta, e che parlano ancora una lingua veneta che è il nostro dialetto arcaico, quello che voi potete sentire dai vostri nonni. E questo è un patrimonio incredibile per noi, perché da qui possono nascere relazioni, rapporti, ci possiamo sentire tutti parte di una comunità mondiale. Devo ringraziare poi le nostre Proloco che sono straordinarie, fanno un lavoro incredibile, con loro facciamo tanti progetti, non solo questo, ma il Veneto dei Misteri, ne facciamo tantissimi. Sono un braccio operativo radicato in tutte le nostre comunità e riescono veramente a mobilitare il territorio in modo eccezionale. Quindi io nel chiudere il mio intervento voglio ringraziare il presidente dell'UNPLI, Rino Furlan, e ringraziando lui voglio ringraziare tutti i rappresentanti delle nostre Proloco. Abbiamo poi qui il Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, che è Melinda Damiano, che ringrazio. Abbiamo per l'Ufficio Scolastico Regionale Incoronato D'Ambrosio, che l'Ufficio Scolastico Regionale ci ha dato un supporto straordinario nel poter svolgere questo progetto. E poi, parlando anche di veneti
fuori dal Veneto, Maurizio Tremul, che è presidente dell'Unione Italiana Slovenia-Croazia, perché lì abbiamo ancora delle solide radici, una storia complicata, ma che oggi forse può rifiorire questa storia, molto importante. Stefano Antonini dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e naturalmente il più grande e più bello ringraziamento lo faccio a voi ragazzi, mi raccomando, orgogliosi di essere veneti. Grazie. Grazie a lei Assessore. E ora do la parola al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Buongiorno a tutti, brevemente perché poi i protagonisti della giornata sarete sicuramente voi. Quindi un ringraziamento prima di tutto ai ragazzi che si sono impegnati in questo concorso, agli insegnanti che li hanno accompagnati, aiutati, e anche alle famiglie che sono state coinvolte magari nel recuperare qualcosa che fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Quando nel 2007 facemmo questa legge, l'individuare la data creò un po' di dibattito in Consiglio regionale e comunque venne individuata questa data, il giorno dell'annunciazione, ma il giorno della fondazione di Venezia, come appunto un simbolo storico della nostra cultura, della nostra civiltà. Però quest'anno ricorre anche un altro anniversario. Nel 225 a.C. ci fu il primo accordo di collaborazione fra Veneti e Romani. Qui iniziò un percorso di alleanze e collaborazioni che portò poi nel 7 d.C. alla formazione della Regio, Venetia ed Istria. Quindi è bello oggi avere qui anche Maurizio Tremul, che rappresenta l'Unione delle Comunità Italiane in Croazia e Slovenia, ma soprattutto i ragazzi delle scuole croate e slovene che hanno partecipato a questo concorso. Una cosa, e lo dico per i ragazzi e per noi che abitiamo qui in Veneto, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia hanno riconosciuto l'istro-veneto, la lingua istro-veneta, come patrimonio immateriale delle loro nazioni. Quindi tanto per capire quanta importanza viene data a quello che appunto viene usato, parlato, anche tramandato in maniera, devo dire, importante anche oltre i confini dell'Italia. Quindi veramente grazie per il lavoro che fate e anche grazie appunto ai ragazzi che sono qui presenti. Un grazie da parte mia anche all'ufficio scolastico regionale, con cui appunto la collaborazione su questi temi è rodata, collaudata da tantissimo tempo, e anche a dei corsi fatti durante gli anni per formare degli insegnanti proprio su questi temi. Anche da parte mia un ringraziamento grande all'Unione Pro Loco del Veneto, come ho detto al Presidente Furlan qualche sera fa a un'assemblea provinciale, un braccio operativo della Regione per organizzare tante cose sul territorio, ma devo dire che specialmente negli ultimi anni le Pro Loco hanno assunto una valenza culturale con una produzione di materiali, di iniziative, pubblicazioni, convegni che veramente fa onore alle Pro Loco del Veneto e, ripeto, mi pare sia una collaborazione di reciproca soddisfazione che sta innalzando veramente la qualità del lavoro anche delle nostre Pro Loco. Che dire ragazzi, veramente complimenti per i lavori che avete fatto, 65 lavori prodotti e messi a concorso sono un numero importante e in crescita rispetto agli altri anni. Speriamo che queste cose possano anche nel futuro avere più ragazzi, più classi, più insegnanti che si dedicano a questi temi. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie a lei. Presidente, sono già state citate in vari modi le Pro Loco, associazioni ovviamente che danno una vitalità ai nostri paesi, associazioni che grazie ai volontari che si dedicano per valorizzare questi percorsi identitari, oserei dire, se non ci fossero loro, qualcuno dice, bisognerebbe inventarle. E abbiamo, diciamo, chi le rappresenta quest'oggi nel Veneto, il presidente di Umpliveneto, Rino Furlan.
Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto saluto i ragazzi, le insegnanti e tutti quelli che si sono messi in gioco per questo progetto voluto. Le autorità se ne sono andate, ma voglio ringraziare Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, Cristiano Corassari, l'assessore, ma tutto il Consiglio regionale, perché con loro stiamo lavorando e stiamo portando avanti dei progetti importanti. Va ringraziato il Presidente Luca Zaia, la Giunta, perché stiamo facendo squadra, stiamo lavorando insieme. Abbiamo in Veneto oggi 568 pro loco, che sono i promotori, i provocatori anche nei confronti delle scuole, che vanno ringraziati gli insegnanti, perché si sono messi di impegno, hanno dedicato del proprio tempo, magari togliendolo dagli spazi didattici, per riuscire ad arrivare a questo concorso scuole che poi porterà logicamente anche a delle consegne di riconoscimenti. Dico grazie alla mia composizione, alla mia giunta, ai 7 consiglieri, 7 presidenti provinciali che ho nel Veneto, che con me collaborano e ci permettono appunto di riuscire a sviluppare questi progetti. Con la Regione Veneto abbiamo iniziato tantissimi anni fa, e lo dice questa 14ª edizione del concorso scuole, dove vuol dire che c'è dietro la costanza, la passione, l'impegno e la dedizione per poter riuscire a raggiungere questi obiettivi. Ve lo dico a livello di rappresentante nazionale. In Italia abbiamo 6.400 pro loco che operano nel territorio nazionale, come operano le nostre pro loco del Veneto. Quando io sono arrivato a Roma nel 2016 ci siamo anche impegnati nei confronti del Ministero, come lo stiamo facendo con la Regione Veneto, e abbiamo portato avanti degli impegni non da poco. Salva la tua lingua locale. Oggi abbiamo da parte del Ministero la gestione del patrimonio immateriale di cui si parlava anche prima. Quindi vuol dire che il nostro mondo di pro loco è un mondo, e ringrazio tutti i volontari di pro loco, perché noi siamo quel volontariato semplice, trasparente e gratuito, dove il grazie va a tutti quelli che si dedicano al volontariato, perché ognuno di noi che si impegna nel volontariato toglie spazio a se stesso, toglie spazio alla famiglia alle volte, per impegnarsi a creare quella socialità. Cito quello che è stato il problema della pandemia che ci aveva chiuso in casa. Noi abbiamo bisogno di questa socialità, e la socialità la facciamo nelle scuole, la socialità la facciamo quando organizziamo delle manifestazioni, e non solo manifestazioni che sono legate al cibo, ma manifestazioni magari che sono collegate alla conservazione di quello che è il nostro patrimonio anche enogastronomico, dove la comunità europea vorrebbe portarci a dover avere sopra il tavolo, invece che delle buone pietanze di buoni prodotti che vengono dal territorio, magari una macchinetta in 3D che ci produce la bistecca. Dobbiamo difendere quello che è il nostro territorio, e voi con gli studenti, con le scuole, sicuramente lo fate. Il mio grazie e il mio saluto agli amici istriani, dove da 14 anni abbiamo iniziato questo percorso, lo stiamo facendo insieme e lo dimostra l'affetto. Siamo una realtà di amicizia, di cultura, che va sicuramente ringraziato il lavoro che viene fatto. Un mio ringraziamento particolare a Fabrizio Tonon, che è incaricato da Umpli Veneto, e mi ricordo quando io sono diventato presidente il 16 giugno dell'anno scorso, e lui mi dice: ma finito il mio tempo è meglio che voi troviate un'altra persona a guidare quello che è il concorso scuole. Io ho detto no, perché l'esperienza alle volte, quella saggezza che c'è nelle persone, va conservata, e in effetti lo ringrazio per l'impegno, per la passione, per la dedizione, ma ringrazio anche in particolar modo, perché in modo silente, i miei uffici, la mia segreteria, e qua cito Noemi Bressan, la Silvia Trento,
la Erika Follador, la Bertilla che è il capo dell'ufficio, per l'impegno e la dedizione che ci mettono, e vi giuro, anche se sono delle dipendenti, alle volte il loro orario non è quello delle dipendenti, ci mettono come tutti i volontari la passione, la voglia di esserci, e lo dimostra quello che stiamo facendo con la Regione Veneto. Cito l'ultimo progetto che io ho firmato a fine dell'anno scorso, che sarebbe rimasto nei cassetti, Turismo Fluviale. È un progetto che vogliamo portare avanti per far conoscere quelle che sono le penetrazioni dei nostri fiumi, dei nostri canali all'interno del territorio, e vorremmo arrivare insieme alla Regione a geolocalizzare quei percorsi fluviali che poi possono portare all'interno del territorio a conoscere quelle che sono le peculiarità, i prodotti e quant'altro. Voglio ringraziare anche Luca Pinzi, il nostro presentatore, perché è sempre vicino a noi, c'è sempre quando abbiamo bisogno, e il grazie di cuore però va a tutti voi per l'impegno che ci mettete, a voi ragazzi e agli insegnanti. Grazie per quello che fate. Grazie a lei Presidente. Ci stiamo avvicinando all'inizio delle premiazioni, ma è giusto dare voce anche a chi amministra questo territorio. Mi riferisco al Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano. A lei la parola. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, sarò velocissima. Un saluto a nome del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, di tutta l'amministrazione comunale che oggi mi onoro di rappresentare, e ci ritroviamo anche quest'anno non più al Toniolo ma qui nella realtà straordinaria delle Menove. Un grande ringraziamento va anche a nome di Venezia, sicuramente alla Regione del Veneto, da cui è partito, ha dato impulso a questo bel concorso, ma anche all'ufficio scolastico regionale e soprattutto all'UMPLI, a tutte le proloco dei nostri territori. Un progetto che culmina oggi in una data importante, è stata ricordata i 1604 anni di Venezia, di una storia straordinaria che è stata ripercorsa anche minuziosamente dall'assessore Corazzari. Non aggiungerei altro se non la grande storia che hanno fatto le donne a Venezia. Non è stata ricordata una cosa molto importante. Qui a Venezia è nata e cresciuta la prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Quindi credo che davvero Venezia è fatta non solo di una storia di grandi uomini, ma soprattutto di grandi donne, di grandi primati, anche la prima editrice, scrittrice Caminer, così come la prima donna ad aprire una fornace a Murano, che è stata proprio Marietta Barovier, che ha inventato la Pella Rosetta. Questo è per dirvi cosa, per riprendere un po' quello che è stato anche il filo conduttore degli interventi, la grande libertà e la grande emancipazione che Venezia, la Repubblica Serenissima, ha nella sua storia, una storia fatta di incontro, di dialogo, crocevia di popoli, di culture, e celebrare le nostre radici, la nostra identità, credo sia il modo migliore anche per far crescere i nostri ragazzi in quel percorso che non deve essere solo didattico, non deve essere fatto solo di nozioni, ma soprattutto formativo, per poter poi essere dei cittadini del domani consapevoli e rispettosi di questa storia. E questo è davvero anche nelle differenze di chi sceglie questa terra straordinaria. E non posso non ricordare il grande patrimonio di questa terra, un patrimonio che è materiale ed è sotto gli occhi di tutti. Anche a Venezia guardiamo sempre con grandi occhi di stupore questi grandi monumenti, ma soprattutto un patrimonio immateriale, intangibile, che è fatto di persone, è fatto anche di tutti voi, così come è fatto di grandi tradizioni. E allora, a fianco alle parole valorizzare, tutelare, promuovere, io aggiungerei trasmettere alle nuove generazioni. Credo che questo deve essere il regalo che ognuno di noi, le istituzioni e la società civile deve fare ogni giorno a voi ragazzi, affinché possiate essere davvero cittadini consapevoli, rispettosi di questa grande storia. E un grande ringraziamento finale va senz'altro alle Proloco, perché siete un grandissimo braccio operativo dei nostri territori, perché con grande passione e in maniera volontaria riuscite a dare voce alla
alla storia dei nostri territori, una storia enorme che non dobbiamo mai dimenticare. Ecco, portate a casa questo bagaglio ognuno di voi da questa giornata e da tutti i percorsi che grazie ai vostri insegnanti fate a scuola. Grazie. Bene, grazie anche a lei. Dicevamo quindi Regione, dicevamo Mondo delle Proloco e dicevamo anche Ufficio Scolastico Regionale, in sua rappresentanza incoronata D'Ambrosio. Buongiorno a tutti, ecco io sono una dirigente scolastica, quindi sono proprio all'interno della scuola in distacco presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e mi occupo di storia e cultura del Veneto, anche se dal mio accento non sono veneta, sono stata ospitata da questa terra e non posso che condividere ogni parola sia dei presidenti, l'assessore, appunto l'assessore che mi ha appena preceduto. Vi porto i saluti del direttore generale Marco Bussetti e della dirigente Riggio dell'Ufficio 2. L'Ufficio 2 appunto supporta questo progetto con la Regione. Noi abbiamo un protocollo con la Regione, ce lo ricordava il Presidente, per un corso di formazione per gli insegnanti su storia e cultura del Veneto. Quest'anno siamo arrivati all'8ª edizione e ci siamo occupati, ecco, non ripercorrerò tutto quello che è stato detto, delle montagne venete. L'anno scorso si parlava delle acque, quest'anno ci siamo focalizzati sulle montagne venete e abbiamo avuto anche il professor Gullino che è stato ed è uno dei più grandi storici della storia di Venezia, che appunto ha accompagnato i docenti in questo percorso. Abbiamo parlato di donne venete, donne delle montagne, donne che anche nel loro piccolo, non famose come appunto ci ricordava prima la prima donna laureata, ci sono anche tante donne che non sono, ecco, non hanno avuto una fama così importante, però nel loro piccolo hanno creato e hanno nei propri territori dato un'impronta importante. Ecco, questo concorso io anche ringrazio l'UMPLI e quindi la Regione perché stiamo collaborando da anni in maniera molto importante all'interno delle scuole perché stiamo formando, ecco, i cittadini del domani a quelle che sono le radici culturali e le radici appunto rappresentano un patrimonio che dobbiamo proteggere. Pensiamo anche alle lingue di minoranza. Abbiamo qui in Veneto il cimbro e il ladino e quindi ci occuperemo anche tantissimo di queste lingue e dei dialetti, perché se non proteggiamo anche questo patrimonio è destinato poi a scomparire. Io non mi dilungo ulteriormente perché abbiamo voglia di mostrarvi anche le meraviglie che abbiamo visto in questo concorso e ribadisco è stato difficilissimo scegliere vincitori perché tutti i progetti, tutti i progetti erano bellissimi, di grande valore, però sappiamo che in ogni concorso che si rispetti ci devono essere dei vincitori, per cui idealmente vincitori sono tutti. Quelli che abbiamo scelto erano dei progetti che appunto aderivano in maniera maggiore a quelli che erano gli indicatori che ci eravamo posti, però ecco, bravi tutti ed è bellissimo vedere tanta partecipazione e ci auguriamo, ecco, che nelle prossime edizioni sia ancora maggiore l'adesione a questa manifestazione bellissima. Bene, buon proseguimento e grazie. Bene. Grazie anche a lei, stiamo per arrivare alle conclusioni, poi sapete ci sarà mezz'oretta di interrogazione su quanto avete sentito. Siete d'accordo? Diamo una spennellata di Veneto
importante e ho il piacere davvero di cuore di chiamare vicino a me Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana Slovenia e Croazia. Croazia e Slovenia. Signore e signori, autorità, gentili docenti, care e cari discenti. Anzitutto, buona festa del popolo veneto. Una festa a cui noi che veniamo dall'Istria partecipiamo molto volentieri, magari aggiungendoci la parolina magica della nostra bella Istria. Ringrazio l'Umpli del Veneto per il grande lavoro che sta facendo, anche per questo concorso e per averci coinvolto sin da subito, sin dall'inizio, come Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e con le nostre scuole. E grazie anche all'ufficio scolastico regionale e a Regione Veneto, al Comune di Venezia, a tutti coloro che in un modo o nell'altro partecipano e contribuiscono a realizzarlo. Ringrazio le scuole italiane dell'Istria che hanno partecipato, se non ricordo male sono 10 quest'anno, di cui 5 sono vincitori, ma non andremo a svincolare. Come già stato detto, in realtà da chi mi ha preceduto, anche in questo concorso in realtà tutti sono vincitori, tutti sono vincitrici e vincitori, tutti coloro che decidono di partecipare perché vi mettete in discussione, cercate di ragionare, avete un percorso che fate con i vostri insegnanti, poi ci sono come dire, quelli che riescono a raggiungere un premio, ma tutti siete meritevoli di stima e di ammirazione e vi ammiro e vi stimo tutti. La Serenissima, come avete sentito, ha lasciato un'impronta determinante, imprescindibile in quella che all'epoca di Venezia era la terra da mare, cioè la terra che stava dall'altra parte del mare, quindi l'Istria, la Dalmazia, Venezia ha tantissimi anni quindi di nascita, Capodistria che ne sta celebrando in questi anni 1500 anni di Capodistria. Io vengo da Capodistria, e Capodistria era la capitale dell'Istria all'epoca della Serenissima ed era l'Atene dell'Istria ritenuta per questo. Però l'impronta veneta che è stata lasciata ai nostri territori la si vede nell'architettura, nell'arte, nella cultura, nell'Istro Veneto, che come avete già sentito è stato registrato quale patrimonio culturale immateriale, prima in Slovenia, ci abbiamo messo parecchi anni in Slovenia, poi in Croazia è andato molto, molto più velocemente. Ed è bene che questo patrimonio storico si conosca in tutte le scuole e soprattutto anche nelle scuole nostre. Una storia che deve essere insegnata e che deve avere anche i valori importanti che sono i valori europei, ma che sono anche i valori della civiltà veneta, che sono costruiti, l'abbiamo sentito, sulla solidarietà, sul lavoro, sulla generosità, sull'accoglienza, sul dialogo interculturale, sull'amicizia, sulla fraternità, sulla pace e sulla cross-fertilization. Quindi è bene che si continui a lavorare in questo senso. Ovviamente ci sono anche alcune problematicità che esistono, anche da noi ci sono molti luoghi in cui l'Istro Veneto, soprattutto nel Buiese, lo senti parlare per strada dai bambini piccoli, ci sono altre realtà in cui invece anche la nostra lingua, il nostro dialetto, che noi consideriamo la lingua del cuore, subisce molte contaminazioni, termini sloveni, croati, di standardizzazione, lo slang inglese e così via. È importante invece che, io credo insieme, forse anche nella collaborazione tra le nostre istituzioni, scuole e comunità degli italiani, la Regione Veneto, l'Umpli, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, magari individuare un percorso comune per fare in modo che la lingua veneta da voi e la lingua istroveneta da noi rimanga comunque una lingua viva e che produca cultura, identità e radicamento nel nostro territorio. Ancora una volta io mi congratulo con tutti i partecipanti, in particolare con le vincitrici e i vincitori, buona fortuna e soprattutto continuate ad operare bene per essere bene e per fare del bene agli altri. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Ed infine, a chiudere questi interventi, è Stefano Antonini, delegato per l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Buongiorno a tutti, a tutte anche, sì dai, tutti e tutte.
soprattutto ai ragazzi, agli insegnanti. Io sono, come dicevo un attimo fa, Stefano Antonini, c'è scritto lì, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Qualcuno si chiederà, ma chi è l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia? Beh, la maggior parte di voi la conoscono, però per quelli che non la conoscono, è un'associazione che raccoglie tutti gli esuli di Istria, Fiume, Dalmazia, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati costretti a venire via da quelle terre in cui avevano vissuto sempre, erano autoctoni, e sono dovuti venire qua in Italia. 350.000 sono stati gli italiani che sono dovuti andare via dall'Italia, perché quella era Italia, e venire in questa Italia. Spesso ospiti proprio del Veneto, anzi Venezia è stata sicuramente tra le città che maggiormente ha ospitato e accolto proprio per le tradizioni di Venezia. Voi direte, vabbè, ma cosa c'entra questo con questo concorso che ha a che fare con la lingua, la cultura, le tradizioni venete? Beh, quelle terre sono state venete per più di 500 anni e la storia, la tradizione, la lingua, la cultura veneta era fortemente radicata in quelle terre. Quelle terre erano venete, erano lo stato di Mar, lo ricordava Maurizio un attimo fa. Ed erano venete a tutti gli effetti. E noi, io sono figlio di profughi, ovviamente il tempo è passato, abbiamo sempre avuto un forte legame con Venezia. Tuttora la gente che ancora vive, quelli che ancora sono rimasti su quelle terre, io dico per fortuna per alcuni versi, e poi vi dirò perché, sentono nei confronti di Venezia un attaccamento forte. Perché per fortuna, dicevo un attimo fa? Perché se vive ancora la nostra storia, la nostra anima, la nostra cultura, è perché esistono ancora queste comunità. Ed è per questo che noi da 14 anni abbiamo partecipato a questo concorso, con tutto quello che potevamo fare, e abbiamo voluto fortemente che a questo concorso di storia, lingua e tradizione veneta partecipassero le scuole italiane di Istria, di Fiume, ahimè poco della Dalmazia, perché queste sono terre, scuole venete a tutti gli effetti. Noi abbiamo organizzato contemporaneamente all'inizio di questo concorso un altro progetto, ve ne parlo solo brevissimamente e poi smetto, che si chiama Le Due Rive, e Le Due Rive dà proprio l'idea, no? Il Veneto da una parte, l'Istria, Fiume, Dalmazia dall'altra, quelle due rive con in mezzo quello che una volta si chiamava il Golfo di Venezia. E questo progetto prevede incontri, seminari, convegni tra insegnanti veneti e insegnanti italiani di Istria Fiume. Prevede scambi culturali, prevede scambi anche di scuole. Quest'anno ce ne saranno 3 in corso, tra scuole venete e scuole istriane. Ed è per questo che noi fin da subito abbiamo partecipato a questo concorso e abbiamo spinto proprio perché questo concorso avesse la presenza delle scuole istriane e di Fiume, collegate sempre a questo nostro progetto. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, auguro buona fortuna a tutti voi, anch'io faccio parte tra l'altro anche della giuria di questo concorso e devo dire che quest'anno è stata particolarmente dura perché i lavori presentati erano davvero eccezionali. Delle scuole istriane, poi smetto davvero, ricordava Maurizio, sono state 10 quelle che sono state presentate su 65. Diceva, beh, insomma, non è un gran numero. Ma voi provate a pensare un attimo alla dimensione dell'Istria, alla popolazione dell'Istria. L'Istria, la popolazione tutta, è né più né meno come il comune di Venezia. Anzi, il comune di Venezia ha qualche abitante in più, un 50.000 in più. Eppure
di questo pezzettino, se vogliamo, ben 10 progetti sono stati presentati. Provate a fare le proporzioni con il resto e vi rendete conto qual è l'attaccamento di questa terra per il Veneto. Grazie a tutti. Grazie anche a lei. L'UMPLI anche quest'anno ha aderito ad un progetto particolare voluto dalla Regione del Veneto, meglio ancora dal suo presidente Luca Zaia. Il progetto si chiama Veneto Creators, ovviamente riguarda il mondo digitale e la valorizzazione attraverso dei creators di tradizioni, culture, di quanto abbiamo parlato fino ad ora. Abbiamo il piacere di avere qui con noi una parte di questa squadra, mi riferisco a Elisa Masotti, che chiamo vicino a me, e vi racconto che Elisa vive nel Basso Vicentino e da oltre 3 anni gestisce una pagina dedicata alla lingua veneta, vocabolario veneto, giusto? Un progetto nato dal desiderio di preservare e valorizzare la nostra cultura, tradizione e soprattutto il nostro patrimonio linguistico. Anche Elisa crede come noi che mantenere viva la nostra lingua significhi proteggere la nostra identità. Ma questo ce lo potrebbe raccontare lei, tra poco ci leggerà tutto il vocabolario del Veneto, no? Ok, ma noi abbiamo un reel da vedere, un'intervista a nonna Maria. Perfetto. In occasione della festa di nonni vi porto a conoscere la mia nonna Maria, appena compì 90 anni, veneta doc, vi dico me. Nonna, che lavoro sei che te che fa tutti? Contadina, ho fatto la sartora, mi hanno fatto il mestiere. Ti ricordi tu qualche filastrocca, nonna? 7 zucche, 7 insetti. E in dovetto sacco con te caffè con 7 zucche, 7 insetti. Benissima nonna, benissima. E ascolta nonna, qualche cosa che ti ricordi della guerra, ti che ti aveva passato? Mamma, non parlavamo neanche. Aveva tutti i dischi in casa, e non anzi in magnano, aveva un pugliastro, una cosa di pugliastro, mia rosea, mica gli aveva trovato. E niente, disco che fa anche, sono tirata e sono niente studiato, niente. E ascolta, e il figlio avete fatto un cattivo? E cosa facevi tu? Cosa da fare? A dire la verità, aveva frenato i piedi perché non era via come adesso, perché scambio di tutte le sorte. Aveva frenato i piedi e io l'aveva capitato che mi i piedi fino alla e per fare dove e a sapere uno stato fuori. Potrei stare ore qui con Anna Maria a farvi raccontare tutte le sue storie, da quando andava al mercato a fare affari per la campagna, a quando di nascosto dai miei genitori mi accontentava dandomi qualche caramella. I nonni sono preziosi, sono le nostre radici e con la loro saggezza, conoscenza ed esperienza arricchiscono la vita dei loro nipoti. Ciao, madre sarebbe non sei te. A te la parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io non sono di molte parole, ho lasciato appositamente il video parlare per me e che rappresenta le mie radici, è un video a cui tengo moltissimo, quindi grazie. Grazie di cuore. Foto di rito e noi ci avviciniamo a decollare con le premiazioni. Ci siamo, Presidente? Siamo nell'ambito 3, leggende e misteri, personaggi storici, grandi eventi, rievocazioni di origine. Sì, chiamerei Rino Furlan a premiare, Damiano, e chiamiamo il Presidente di UMPLI Belluno. Perfetto. Praloran. Ci prepariamo a chiamare la prima realtà che si è aggiudicato il premio da 600 euro. Io non so dalla regia, loro sanno cosa hanno vinto? Voi sapete cosa avete vinto? No. E allora aspettiamo un'altra mezz'oretta per dirlo. No. Prima ad essere chiamato è il Liceo Classico Veronese di Chioggia, con
Il lavoro è il Cristo dei pescatori, leggenda del Cristo trovato in mare, ora presso la chiesa di San Domenico. Bene, veniamo pure in mezzo, abbiamo due insegnanti a cui ovviamente diamo la parola. Grazie, anch'io non sono di molte parole. Mi scuso intanto, ma i nostri ragazzi stamattina erano impegnati in un'attività fuori scuola, fuori sede, ormai organizzata da tanto tempo. Abbiamo coniugato la ricerca storica per la documentazione del crocifisso e abbiamo poi realizzato con le varie attività artistiche la danza e la recitazione, ma il testo forte era la poesia scritta da una nostra studentessa proprio per il Cristo. Sì, questa è una leggenda di Chioggia molto importante. Grazie. Bene, foto di rito. E ci prepariamo a chiamare la seconda scuola nella categoria leggende e misteri. Per premiare, sì. Siamo nel leggende e misteri ancora. La seconda scuola ad essere premiata è quella dell'infanzia paritaria Don Modesto Sorio di Sedico, Belluno. Viaggio tra leggende, misteri e magiche creature. È un interessante percorso nei boschi a raccontare di misteriosi personaggi. Sì, in particolare l'Aredose. Eccoli qui. Saranno leggende, fiabe strettamente legate al nostro territorio circostante, fatto di monti, acque, boschi, una sorta di viaggio emozionale alla scoperta di miti atavici, la magia dei luoghi e del nostro ambiente. L'atelier si svilupperà in vari passaggi. Passeggiate con momenti di racconto orale, con il recupero di un'antica tradizione, il filò. Laboratori creativi a tema, letture animate, presentazioni di libri antichi, botanica, alberi e erbe magiche, animali e personaggi fantastici che popolano i nostri boschi. Complimenti. E qui c'è stata anche la collaborazione con una proloco, la proloco di San Gregorio e la proloco di Sedico. Ok, due proloco. Prego. Allora, noi quest'anno la nostra scuola compie 100 anni e per lasciare un segno abbiamo pensato di creare un sentiero delle leggende. Siamo diventati un po' custodi di tante leggende del nostro territorio, però la nostra cosa alla quale tenevamo di più era quella che loro potessero poi condividere attraverso questi posti che abbiamo creato intorno alla nostra scuola, dove ci saranno i testi delle leggende e le opere che abbiamo creato, perché siano un po' testimoni dei nostri luoghi e delle nostre storie. E, oltre ai testi delle leggende abbiamo creato delle opere fatte con la ceramica, col legno, abbiamo creato libri fatti a mano e l'atelier si sviluppa in tutto l'anno, ogni lunedì di ogni settimana, è un progetto trasversale e diventerà patrimonio di tutti, perché a giugno, in occasione del centenario, inaugureremo questo percorso delle leggende dove poi tutti potranno fare il percorso e farne uso. Sì, è un importante lavoro anche. Questo non si sa. Sì. È un importante lavoro anche per Veneto Spettacoli di Mistero.
Prego. Abbiamo collaborato appunto con le due Proloco, quella di San Gregorio all'interno della leggenda dell'Obbio, con misteri e con la Proloco di Sedico, perché a dicembre, attraverso la leggenda di San Nicolò, abbiamo collaborato con i doni, le letterine, quello che poteva essere, insomma. Perfetto, grazie di cuore. Abbiamo necessità di creare qualche foto, quindi aspettiamo qualche istante. Presidente, possiamo farle a Sedico le foto? No. Allora, noi ci prepariamo a cambiare categoria, perché andremo sulla categoria personaggi storici, grandi eventi, rievocazioni, radici e origini venete. Siamo sempre al premio importante, in questo caso, Presidente, cambiamo chi premia? Sì, Venturini per cortesia e la professoressa Incorona, visto che c'è... Resta il presidente dei Umbli. Ok, grazie anche a questi bimbi e ovviamente come sempre agli insegnanti, alla Proloco, ai genitori. Chiamiamo per questa nuova categoria la scuola primaria Pascoli di Cinto Euganeo. Prego il video. Facendo riferimento alle tue radici, puoi dire a testa alta: mi so italiano, io sono italiano. So a Veneto, Ghetto presente in Venezia, beh, in Veneta di sì. Quando si lavorava, pensare un momento. Alla sera si cantava tutti insieme, grandi e piccoli, e prima ne pareggiava la toa. I magnà, poi da conto che pensavo, o le salveoni, come erbette, cotte e canto, che tutti conosceva bene. E che buone che era! Tanti facevano otto, e quella guisa del cartone, i partiti senza la fortuna, sapevano che qualcosa poteva andare storto, ma che le loro radici li avrebbero fatti germogliare di nuovo, con amore e pazienza. Sapevano quanto fosse importante la loro storia, la loro identità, sapevano che erba senza raíces no tacca. Bravi. Erba senza raíces no tacca. Prego. Ha insistito, parla lei. Sono un po' commossa perché vedendo i nostri ragazzi e tutta la passione che ci mettiamo ci danno anche delle belle soddisfazioni. Faccio io un applauso. No, al momento volevo aggiungere magari soltanto questo. Per noi questo concorso rappresenta anche un momento importante perché la scuola si apre al territorio. Proloco, genitori ci danno una mano per raccogliere magari vecchi attrezzi, raccogliere filastrocche e quindi coinvolgere la comunità è veramente un qualcosa di molto bello. Ecco. Complimenti ancora. Bene, siamo pronti a chiamare un'altra scuola che ha sempre vinto questo premio nella categoria. Prego Fabrizio. Sempre Venturini, fermatevi qua. Per premiare, certo. Ci prepariamo e chiamiamo l'Educantato Statale San Benedetto di Montagnana. Video. Montagnana, l'antica città accennata da piccoli campi coltivati. Nel 1885 anche un'altra arte era molto coltivata, quella del canto e della musica. E il nostro racconto inizia qui, quando nacquero Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile, due bambini destinati ad un luminoso avvenire tenorile. Ad
Aureliano Pertile. Respira la musica attraverso la sua voce, nella melodia del sentire. È un caldo abbraccio il sentimento che alberga nella sua anima. La passione diventa libertà di espressione nella lirica e sempre rinasce l'armonia negli accordi segreti come poesia eterna di vita. Amor ti vieta di non amar e si spoglia il cuore che ama e racconta l'emozione di esistere. Tristezza, gioia, dolore, desiderio di essere amati e compresi sono pagine indelebili che libere danzano tra le note della potenza della musica. Tutto colora l'amore che resiste alle stagioni e rifiorisce nel canto che non si arrende al tempo. Quindi avete sentito le voci liriche montagnesi, Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli, due personaggi davvero che hanno fatto la storia musicale, non solo di Montagnana. Prego, gli insegnanti in mezzo. Grazie di cuore. Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi e in ogni vostro ruolo che vi date da fare per trasmettere attraverso il patrimonio culturale, storico della nostra regione, dei valori che sono importanti da trasmettere per educare le nuove generazioni. E vogliamo ringraziare anche la Proloco di Montagnana e tutti coloro che nel loro ruolo ci hanno aiutato a realizzare questo progetto con i ragazzi. Abbiamo puntato sulle figure di Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli anche per spronarli attraverso i loro esempi concreti e propositivi di vita nell'aiutarli a scoprire e ricercare i propri talenti creativi. Vi ringrazio di cuore a nome mio, della collega e di tutta la scuola. Grazie a voi. Complimenti ancora. Come abbiamo detto all'inizio, in collegamento ci saranno anche delle scuole, tra poco le vedremo e le onoreremo con i premi. In questo ambito, infatti... No, visto... No, lasciavo qui la professoressa, perché si parla anche di Vicenza, ma chiamo anche, e anche Tremol, visto che si parla di Venezia fra poco. Vai. Grazie. Ok, e quindi saliranno dentro lo schermo per premiare... Chiamiamo in collegamento la prima realtà, in quest'ambito leggende e misteri, la scuola primaria 25 aprile di Bassano del Grappa. Scusate, sono in collegamento. Amanda starà ancora insieme. Basta dire che poi qualcuno ci deve raccontare. Guardate, sempre solito scherzare. Loretta, ma dimmi, ti ricordi tu quando Gabriele imparò a fare da piccinino? Mi ricordo sì che fatica che gelo. Ah, non, a me non mi piace tanto lavorare, preferisco andare a creare. Quello che me ne con te. Io so, magari sì, magari no. Comunque mai di notte. La passi scadente, se gioca a detto. Certo, c'è per questo che non mi sta a fare flow. C'è sempre un gusto stare insieme per contarci e sentire storie. E ora tutti in letto e chiamarsi ora. Quindi un filò di leggende, racconti attraverso personaggi misteriosi e simbolici. Avete sentito le anguane e i sanguinei. Eccoli qua. Quindi un filò di leggende, racconti attraverso personaggi misteriosi e simbolici. Complimenti. Le anguane, i sanguinei. Eccoli qua. Ci sentite? Sì. Ah, ecco. Noi siamo la seconda A e la seconda B e questo lavoro ci è costato un po' di fatica ma ci ha dato grandi soddisfazioni
perché abbiamo unito la modernità con la tradizione. Non si vede in questo piccolo videoclip, ma abbiamo usato per narrare delle leggende dei sanguanei e delle anguane, abbiamo usato Scratch, un programma con l'aiuto anche del nostro animatore digitale, per cui i bambini hanno potuto fare della leggenda, della tradizione veneta anche una rivisitazione del 2025. Ecco. Li ha molto appassionati e per noi è stata una bellissima esperienza. Vero ragazzi? Sì! Anche parlare veneto non è stato così male, o no? Ecco, chiediamo di avvertire le scuole che devono chiudere i loro collegamenti, o meglio togliere l'audio più che chiudere, altrimenti non li vediamo più. E proseguiamo. Intanto abbiamo il tempo, se qualcuno vuole avvertire la prossima realtà, siamo sempre nelle leggende, nei misteri, e abbiamo davvero il piacere di premiare l'Istituto Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto. Nel sottoportico della Corte Nova aleggia un mistero legato a una pietra rossa che si dice essere maledetta. Non tutti però conoscono la storia di quest'ultima, così come non tutti sanno che non andrebbe mai calpestata. Secondo un'antichissima storia veneziana, la riva de Biasio prende il nome da un luganegher molto famoso che nei primi anni del Cinquecento aveva l'ira solo canta. Vediamo il collegamento, se c'è qualcuno. Avete sentito questa leggenda della pietra rossa? Eccoli qua. Bentrovati. Buongiorno. Ho scelto Venezia perché è un posto relativamente vicino dove abito e perché credo sia una città meravigliosa, a cui sono anche molto legato perché ho amici e parenti. E ho deciso di raccontare delle storie e delle leggende perché presenta un aspetto di mistero che mi appassiona molto e credo sarebbe potuto essere interessante. Grazie e complimenti. Bravi. Bravi. La giuria su questo progetto lo ha spostato all'ambito 3 perché si tratta appunto di una leggenda particolarmente nota a Venezia. Io non ho capito, era l'insegnante o uno studente questo? Lo studente. Studente, ok. Siamo alla terza premiazione, abbiamo ancora in questa stanza online una scuola da chiamare. Siamo però nell'ambito personaggi storici, grandi eventi, rievocazioni, origini venete. Chiamiamo la scuola primaria Giustina Renier Michiel di Venezia. Della Basilica di San Marco. Tra questi c'era la raffigurazione della traslazione del corpo di San Marco, che avevamo conosciuto attraverso la lettura del libro Origine delle feste veneziane di Giustina Renier Michiel. Abbiamo deciso di mettere in scena una rappresentazione utilizzando le parole della scrittrice, ideando quindi il copione della nostra storia. Abbiamo collaborato alla costruzione degli scenari e dei costumi, utilizzando materiali recuperati a casa e a scuola. Ognuno di noi ha interpretato un personaggio, ha imparato a memoria la parte e si è messo in gioco, sperimentando il teatro. Che bello aver scoperto un pezzetto della storia della nostra città attraverso questa attività. Siamo contenti che sia piaciuto anche a voi. Grazie!
Vediamo un attimino se... Eccola qui, bentrovati. Buongiorno, grazie a tutti e a tutti, grazie per l'occasione di questo premio, siamo molto contenti di poterlo declinare anche a nostra misura e di far conoscere, di aver conosciuto e anche far conoscere un pezzo della nostra città, una città in cui viviamo, aperta, accogliente e che è anche lo specchio delle nostre classi. Io voglio ringraziare il team della scuola che si è tanto speso per realizzare questo e soprattutto i bambini e le bambine della quarta B della Rainier Michiel e voglio farvi travolgere dal loro entusiasmo. Complimenti davvero di cuore anche per lo spessore di questo lavoro sulle origini delle feste veneziane e la traslazione del corpo di San Marco. Voi sapete dov'è il corpo di San Luca invece? Dove riposa? Lo scopriremo per il prossimo concorso. Parlando di Veneto, che ha tantissimo il Veneto da dare. Voi lo sapete? Sì, qualcuno l'ha detto. Sentite. Bravissimo, proprio a Padova. Procediamo? Sì, restano qui. Certo. Coloro. E andiamo ai vincitori dell'ambito 2, ovvero quello che riguarda la ricerca storica ed enogastronomica. Categoria ricerca storica per le scuole infanzia e primaria, il premio da 600 euro va alla Scuola dell'Infanzia Statale di Breganze, provincia di Vicenza. Una volta era grosso, tozzo e pesante, ora è leggero, agile e brillante. Ecco la storia importante che nonno Oreste ci ha raccontato in modo affascinante. Accanto ai campane che cantano a festa, Marco e i suoi amici con grande maestria le suonano in orario di armonia. Sembra allenata con gli acquerelli, il gigante si trasforma in un'opera d'arte. Sul monte di Santa Lucia si vede il campanile in tutta la sua bellezza che riempie il cuore di infinita dolcezza. I bambini lo guardano con occhi sfavillanti, ascoltano le campane e restano incantati. Insieme cantano con gioia e allegria: il campanile di Breganze è una grande magia! Eccoli i protagonisti. Abbiamo quindi sentito e visto il campanile di Breganze, abbiamo visto dei laboratori, insomma abbiamo visto un grande lavoro e abbiamo il piacere di avere qui 5 alunni e gli insegnanti. Sì, buongiorno a tutti, a tutte, grazie intanto per l'opportunità. Inizio subito con un saluto ai nostri amici da casa che ci guardano da scuola, un ringraziamento anche alle insegnanti e a tutte le collaboratrici, al gruppo Campanari, agli esperti esterni, al nonno Oreste, alla maestra Renata. Il nostro progetto parte proprio da una cultura basata sull'esperienza. Abbiamo voluto ricordare il campanile di Breganze partendo da questa esperienza che loro stessi bambini ci hanno ispirato. Quest'anno ricordiamo i 100 anni dal crollo del campanile e abbiamo visitato il nostro campanile, l'abbiamo visto in tutti i suoi aspetti, lo ricordiamo come punto di riferimento e come cosa scintillante l'hanno descritta i bambini. Quindi un grazie davvero ai bambini per la loro creatività e a Umpli e alla Regione Veneto per questa possibilità. Bene, grazie a voi. Ci prepariamo a chiamare la seconda scuola.
Fabrizio, tutto bene? Sì, perfetto. Chiedo che alla regia il video facciamolo partire a termine dell'applauso, perché al limite se no perdiamo i primi secondi. Chiamiamo la scuola primaria Ronchi di Vallada Gordina, ovviamente stiamo parlando del bellunese. La flauttazione dei tronchi veniva praticata dai Menadas. Era un lavoro pericoloso e difficile. La flauttazione aveva inizio col taglio degli alberi. Forza le taglie dei tronchi marini, e dopo le riva, sulle quante vicini, adesso nell'acqua del pendone, I lavori nel bosco in Agordino, la rappresentazione degli storici lavori bellunesi, i boscaioli e i trasportatori di legname sui fiumi. Anche tu. Prego. Dovremmo anche spiegare chi sono questi Boschier e Menard. Faccia la foto pure. Prego, lasciamo sempre un po' di secondi al ricordo della foto. Dico solo una cosa, quando sono qua mi sento a casa, perché tante volte mi è capitato anche l'anno scorso di incontrare una collega che era dell'Istria, e parlavo il dialetto, parlavo la lingua minoritaria che è riconosciuta appunto anche dalla legge del 99, però ci parlavamo con la nostra lingua e questo penso che sia la cosa più bella davvero. Grazie ancora per l'opportunità e grazie a tutti. Grazie, viva le Proloco. Volevo aggiungere che il lavoro è stato realizzato con la Proloco di Cencenighe che rappresento e la Proloco di Vallada, che sono state importantissime. Grazie ancora. Ed è anche scopo, no, di tutto quello che stiamo facendo, di questa sinergia con le Proloco, le varie generazioni comunque che si incontrano per valorizzare non solo ricordi, ma cultura dei nostri territori. Andiamo a premiare la professoressa D'Ambrosio e anche la rappresentante di Verona, la Teresa Meggiolaro. Andiamo con le scuole. Perché chiamiamo una scuola che viene proprio dalla provincia di Verona. Questi ragazzi si sono messi alla ricerca delle espressioni in cimbro riferite all'acqua dai paesaggi montani. Premiamo la scuola primaria Itala Fracasso di Velo Veronese. Il Val Uglieta, il bosco di Giazza. Tempo fa, sui versanti della Valle di Revolto non cresceva nulla. I poveri abitanti avevano tagliato gli alberi. L'acqua iniziò ad erodere le rocce e a trascinare a valle grandi quantità di detriti. Furono 2 alluvioni disastrose. La Valle di Revolto e la Val Fraselle andavano risistemate. L'ispettore Angelo Borghetti, esperto di botanica e di costruzione e di opere idrauliche, portò avanti con tenacia i lavori. Il piccolo vivaio forestale fu ingrandito e dai suoi campi uscirono ben 700.000 alberelli. Il 10 agosto 1911 fu inaugurato la prima foresta demaniale d'Italia, la foresta di Giazza. Prego, in cimbro però.
magari saper così tanto cimbro per raccontarvi il progetto. Allora, noi abbiamo voluto riflettere sul fatto che i cambiamenti climatici del giorno d'oggi stanno portando al dissesto idrogeologico, ma l'uomo che fa danni è anche capace di rimediare ai propri errori, e noi l'abbiamo visto studiando la storia della foresta di Giazza, che è una foresta artificiale, è un grosso progetto di 120 anni fa per la salvaguardia del territorio. E alla fine di questo piccolo estratto noi abbiamo detto Barzeganus Kanliezan, che vuol dire arrivederci a Giazza, perché noi vi aspettiamo davvero nella nostra foresta. Grazie. La professoressa D'Ambrosio è studiosa, no, di tutto questo e voleva farci una lezione. Magari, no, era un po' quello che avevo detto all'inizio. Il cimbro è una di quelle lingue che è in estinzione. Ci sono pochissimi ancora che parlano questa lingua, per cui anche come ufficio scolastico, con il supporto della Regione, ci impegneremo tantissimo anche nei prossimi anni a proteggerla, a valorizzarla e anche a formare insegnanti che possano poi, ecco, all'interno delle loro classi continuare percorsi per valorizzazione, per tramandare questa lingua alle nuove generazioni. E poi diciamo i cimbri, anche il progetto era molto, diciamo, perché i cimbri per sì, antonomasia, no, sono legati anche all'ambiente, no? Loro per cultura proteggevano, ecco, l'ambiente, per cui il progetto valorizza anche questo aspetto della cultura cimbra. Bene, prima di procedere per la premiazione nell'ambito 2 sempre ricerca storica, questa volta delle scuole secondarie, ho il piacere di dare la parola 2 minuti a una persona che è proprio amica di questo percorso che stiamo compiendo e anch'ella, scusate, impegnata nella valorizzazione di tutto quello che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Mi riferisco all'assessore del Comune di Venezia, Paola Mar. Grazie mille, grazie dell'invito, grazie al Presidente Furlan, grazie al Presidente Provinciale Tonon, grazie anche all'Umplimestre che abbiamo qui col Professor Rallo. Sapete cosa succede? Che io sono contenta del lavoro degli insegnanti, contenta del lavoro dei ragazzi, e direte ci vuole poco. No, io sono contenta perché vi confesso che io sono laureata in storia, mi sono laureata in storia del territorio e quando vedevo quelle cose che ho visto mi hanno reso orgogliosa del percorso. La sottoscritta è stata quella che col sindaco di Longarone, quando ci sono state il congresso degli zattieri, i Menadas, come dicevate prima, li ha fatti venire a sfilare durante la regata storica nel Canal Grande. Perché? Perché è questione di sensibilità. La storia e le tradizioni non sono morte, non si raccontano tanto per narrare, si raccontano perché voi ragazzi diventiate orgogliosi del paese, delle zone in cui vivete, e come ho rilevato adesso ci invitiate a visitarle. Ecco, io credo che questo sia un lavoro importante perché la storia non è solo fatta da grandi personaggi, è fatta anche da piccole persone che hanno fatto grandi cose insieme lavorando per il loro territorio, e questa festa del popolo veneto a tutela del patrimonio veneto ci permette di scoprire magari anche la loro storia. Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie, complimenti. E giustamente proseguiamo nella premiazione e stiamo per raccontare un altro luogo importante, un altro sito importante per varie ragioni. E abbiamo davvero il piacere di premiare l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio della Lucia di Feltre. Viaggio per storie seriali, si basano tutte le premesse. La prima è che la nostra scuola si chiama Antonio di Feltre. Il castello di Zumelle è importante per Feltre. La seconda riguarda la tecnologia della nostra scuola, un istituto agrario con annessa un'azienda agricola bio dove coltiviamo anche cereali. La terza si rifà alla missione del nostro istituto che vuole salvaguardare la biodiversità e le sementi antiche. La realizzazione del sito si è articolata in vari momenti e attività e questo può essere ampliato. C'è stato un incontro con lo storico Paolo Verana, esperto medievalista della provincia di Belluno. Abbiamo creato un dossier in lingua inglese e svolto delle attività cliniche. Abbiamo aggiunto un po' di musica perché non si può vedere. È stato un lavoro impegnativo ma ci siamo divertiti. Buona vita da tutti noi, anche da parte degli alunni della terza T con cui abbiamo lavorato e che ora sono in PCTO. Chiamo anche l'assessore Mar per la premiazione. Il castello di Zumelle, viaggio, avete visto, fra storia e cereali. Prego, il mezzo per la premiazione. Allora, questo progetto cerca di unire la tradizione ma anche un po' la modernità e anche ciò che viene ripreso da quello che c'era precedentemente. Nuovo è stato per noi l'utilizzo di un sito in cui si poteva mettere un po' di tutto e che secondo noi dovrebbe continuare. Ad esempio ci è dispiaciuto molto non poter fare la parte del miele che è così importante e lo era anche nel passato. Questo sito coniuga la storia e qui io vorrei chiedere pubblicamente che nei libri ci sia il ritmo bellunese, che è uno dei primi esempi di volgare in assoluto, e che non c'è mai. E poi anche il discorso appunto della nostra vocazione come scuola, che è una scuola bio, che è una scuola che adesso sta preparando, ha iniziato e sta continuando il percorso di una banca delle sementi antiche e soprattutto quelle dei cereali, che per noi sono particolarmente importanti. E quindi vi ringrazio per la possibilità che ci avete offerto e vi ringrazio anche per la possibilità di esplorare nuove tecniche, nuove vie. Bene, grazie di cuore. Noi proseguiamo. In questa volta il lavoro che vi stiamo per presentare e soprattutto premiare si sviluppa su un fatto tragico, direi cruento, che riguarda la città di Vicenza. Abbiamo il piacere di chiamare il Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio. Teresa, se vieni per la premiazione intanto. Che parte il filmato. Risalendo all'ultimo tratto di Corso Palladio, un tempo denominato Contra Santa Corona, vi faccio notare sulla sinistra tra i numeri civici 171 e 172 la colonna infame di Vicenza. Pochi in città sanno la sua esistenza, eppure il pilastro è ben visibile a chi cammina sotto i portici. Da uno storico vicentino, Giovanni Taschio, sappiamo che l'epigrafe rimase a lungo nascosta ai passanti, finché un mio antenato, venuto dalla Grecia per laurearsi all'Università di Padova, ebbe la bizzarra idea di far rivivere l'iscrizione annerita dal tempo, che così recita:
Questo è il loco dove era la casa del scelleratissimo Galeazzo da Roma, il quale con Iseppo Almerico ed altri suoi complici commissero atrocissimi omicidi in questa città dell'anno 1548 di 3 luglio. Bene, allora questa è una storia che abbiamo voluto scoprire perché la storia della colonna infame di Vicenza non è nota a molti vicentini e quindi grazie agli studi che abbiamo fatto sulla base della cronaca di uno storico, Giovanni Daschio, abbiamo potuto ricostruire questo delitto efferato che si è compiuto nel 1548, il 3 luglio, a Vicenza, che ci ha mostrato come la nobiltà vicentina fosse molto conflittuale e così come appunto abbiamo voluto dimostrare, se oggi talvolta ci lamentiamo perché c'è delinquenza nelle nostre città, nelle nostre strade, studiando la storia capiamo che ci sono state epoche anche molto molto più violente. Vicenza si è dedicata alla Serenissima nel 1404 e la Serenissima controllava Vicenza perché la considerava nel 600 una delle città più conflittuali. Ecco, e quindi abbiamo scoperto questa storia e l'abbiamo voluta raccontare per recuperare diciamo, una pagina di questa lunga storia di appartenenza alla Serenissima. È stato un bel lavoro e l'abbiamo apprezzato perché è una conoscenza per tutti, ma credo anche per i vicentini. Per i vicentini che appunto ignorano, pur passando davanti ogni giorno a quella colonna che è sotto i portici di Corso Palladio, non conoscono questa storia. Ecco. Grazie. Venite lì, poi parlate un po' di libri che... Bene, complimenti, spazio ancora per una foto e tra poco invece il lavoro ci propone un'intervista definita da loro impossibile, surreale ad una fontana. Premiamo il liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto. Chiamo i rappresentanti della regione a premiare, la Sabrina Forti e la Martora. Un piccione si posa sul bordo della vasca della fontana di Ceneda. Cosa ha fatto qua? Va via, va a sporcarti di là. Ora che ci penso è da quando a memoria che vengo a bere da te. Ma toglimi una curiosità, sei sempre stata qua? Oh signor, cosa vuole sto qua adesso? Dai, bevi e taci. Ah, scusa, chiedevo. Va bene, dai che te conti. Tanto non te ne da fare. Allora, guarda, che mi non parla bene l'italiano come te, perché le persone che le venivano a l'acqua gli ha così sempre parlare il dialetto del Ceneda. Qualcosa deve dirlo, ma non tutto. Prego, portatevi pure in mezzo e procediamo con la premiazione. Poi ci parlate di questa fontana che parla. Parlano i ragazzi, cominciamo da... Avete 10 minuti ciascuno, quindi siete... Beh, allora, cosa posso dire? Abbiamo deciso di fare questa tipologia di lavoro che abbiamo appunto chiamato Intervista Impossibile, focalizzato appunto sulla fontana di Ceneda, uno dei luoghi caratteristici di Vittorio Veneto. E per realizzare questo video abbiamo fatto un lavoro di ricerca supportato soprattutto dalla professoressa Botteon che ci ha fornito il materiale e con la classe abbiamo sviluppato questo testo e poi con la sezione, con l'indirizzo di multimediale abbiamo sviluppato questo video. E niente, volevo ringraziare anche la restante parte della classe che ci sta seguendo da scuola e niente, direi che passo il testimone a qualcun altro. Io volevo dire che io abito vicino a Vittorio Veneto dove c'è la fontana e appunto facendo questo lavoro ho imparato delle cose sulla storia della fontana che non sapevo e quindi sia stato anche molto interessante. Grazie.
No. Tu stai insistendo, volevi dire qualcosa? No. Luca. Una minaccia. Volevo, siccome della commissione chi ha giudicato c'era anche la Regione Veneto con Sabrina e Carlotta, sì? Se dicevano qualcosa sulla commissione, Certamente. sull'espressione soprattutto di come è importante che si parli e si attui il progetto e il bando della Regione Magari Veneto. anche su quante cose belle a Vittorio Veneto, Ceneda, Serravalle, un teatro, un museo. No, ma in generale dal punto di vista del patrimonio. No, vabbè, allora, questo non era preparato, Sì. sia chiaro. So che ne pagherò caramente. Fabrizio, beh. No, detto questo, niente, io e Carlotta lavoriamo alla direzione Beni, Attività Culturali e Sport, facciamo parte della commissione e niente, dal mio punto di vista, non so Carlotta cosa ne pensi, io ritengo che sia semplicemente un'opportunità per i ragazzi di mettersi in gioco, di imparare in modo diverso da quello che è leggere i libri e finirla lì e magari le interrogazioni, i compiti in classe, cioè è è proprio un modo di sperimentare, anche di qualche modo conoscervi meglio anche tra di voi e anche magari per le insegnanti magari qualcosa di più di diverso, di stimolante, qualcosa che esce magari dalla routine quotidiana. Per chi ha imparato magari parole in dialetto, in lingua veneta, per chi invece ha fatto le ricerche storiche. Insomma, io la vedo così, un'opportunità per le nuove generazioni di, diciamo, portarsi a casa un bagaglio di ciò che era il passato, magari di quello che è successo nella nostra storia. Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, vorrei intanto ringraziare la Commissione perché è stato fatto un lavoro bellissimo. Io è il secondo anno che faccio parte di questa Commissione e devo dire che ho già imparato tanto. Quindi non è solo un'opportunità per gli studenti, ma penso che sia un'opportunità di crescita anche per gli stessi insegnanti e anche per chi assiste, perché è stata per me un'opportunità anche di vedere cosa offre il territorio in ambito culturale e anche in ambito di piccole cose anche di nicchia che non verrebbero magari mai conosciute nei libri di testo oppure in cose molto più anche di una certa cultura più elevata. Invece anche il piccolo ha la sua importanza e la sua rilevanza nella nostra vita e quindi sono molto contenta, ringrazio tutti, vi ringrazio voi e quest'anno ci sono stati veramente bellissimi progetti e spero che il prossimo anno ce ne siano altrettanti. Grazie. Sì, questo ci Grazie. permette di far sapere a tutti voi insegnanti e studenti che il lavoro della Commissione non si basa solamente sul prodotto finale che voi date, ma soprattutto anche sullo studio, sulla trasversalità delle conoscenze e un lavoro didattico che deve essere messo in rilievo e cercare di scoprire questo patrimonio linguistico che più volte oggi abbiamo avuto modo di conoscere e far vivere, per esempio, le fontane che parlano, perché spesso e volentieri non siamo abituati ad ascoltare, dobbiamo far ascoltare anche l'ambiente. Complimenti. C'era, Fabrizio, anche un'altra riflessione che facevo con gli insegnanti, che gli assegni che vanno alle classi poi hanno un utilizzo. Io ho detto spritz per tutti e mi dicevano no, ma soprattutto strumenti tecnici in questo caso per i ragazzi e per la scuola, quindi complimenti. Certo. E ce n'è bisogno. Grazie ancora. Passiamo all'ambito enogastronomia, siamo sempre nell'ambito 2. Nella categoria enogastronomia, il primo premio parla di una tavola, ovviamente, una tavola con il Veneto e va alla Scuola dell'Infanzia Angela Fiorasi di Vicenza. Qui chiamo la Creators, naturalmente.
perché qua si parla, è un piatto forte. Adesso vediamo il filmato. Prego. Bene. Prego, avete visto ovviamente una ricetta di casa nostra, una sorta di parodia che riguarda, avete visto anche il mais e la produzione della farina da polenta. Buongiorno a tutti, grazie. Io sono onorata di essere qua perché presiedo un'opera pia veneta che ha una storia importante, più di 160 anni, e mi ricollego proprio a quanto diceva l'assessore anche, il fare del bene. Ecco, questa opera pia ha una storia e ha diverse strutture, diversi terreni, però ha un fine, quello di far crescere bene i bambini insieme, perché è stata proprio la prima opera pia per gli asili, quindi siamo orgogliose stamattina di portare qua il futuro e quindi ringrazio le insegnanti di aver accolto questo progetto, ma soprattutto i bambini per aver lavorato e per aver resistito stamattina. Un applauso. Sì, appunto abbiamo realizzato un percorso multisensoriale alla scoperta della polenta partendo dalla sua materia prima, quindi la pannocchia, e abbiamo creato delle attività ad hoc per ogni fascia d'età. Comunque accogliamo i bambini da 3 ai 6 anni ad ora perché ci stiamo estendendo con la sezione primavera e appunto ci tengo anch'io a ringraziare molto i bambini che comunque sono i nostri protagonisti, il nostro futuro, il creare delle menti pensanti. E sono stati appunto protagonisti, si sono molto messi in gioco, sempre stimolati comunque da noi educatrici e appunto hanno imparato una parte piccola di cultura veneta comunque divertendosi. Diamo un attimo la parola a Elisa per far capire, per far capire quanto sia importante poi questa comunicazione anche attraverso il vostro lavoro. Sì, effettivamente è molto importante e di questo video qua mi è piaciuto un sacco e mi ha ricordato quando giocavo con mia nonna proprio a fare queste attività qua che sembrano magari superate e ritrovarle nei video così è stato veramente bello, devo dire. Approfitto un attimo perché questi progetti sono intersecati fra di loro. Mi sembra che ti sei divertita molto anche con Veneto Spettacoli di Mistero. Tantissimo, da morire. Mi so stradivertia. Complimenti, Grazie. Complimenti. Ancora complimenti e ora andiamo a premiare un ex equo. Abbiamo sempre la premiazione inserita nell'enogastronomia. Chiamo Venturini, Prego. Antonini e Tremol per la premiazione. Molto particolare, la Batana, sapete, centro di cultura culinaria rovignese con un piatto esclusivo e tradizionale, sto parlando del pesce fritto con le verzelesse, e premiamo la Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno.
Bravi. Prego, prendete il centro. Prendete il centro. Regalateci il vostro sorriso. Magari un altro applausissimo a Rovigno. Chi prende la parola? Prof, ragazzi. Allora, eccoci qua. Ecco, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, ci sentiamo a casa, voglio precisare questo. Dunque, questo progetto è nato per studiare, valorizzare il patrimonio enogastronomico rovignese e un piatto tipico di Rovigno, i pisci fritti con le virse suffagade. Questa denominazione è rovignese, è istriota. Noi abbiamo svolto questo progetto usando l'istro veneto rovignese, però arricchito con termini ed espressioni istriote. Dunque l'istriotto, come sapete, è un idioma che deriva direttamente dalla latinità istriana. Oltre alla valorizzazione di questo piatto c'è stata la valorizzazione del patrimonio musicale. Gli allievi hanno avuto modo di apprendere le bitinade, dunque hanno imparato a cantare i canti tradizionali rovignesi, le bitinade e dunque hanno svolto anche altre attività. Il tutto in collaborazione con i vari enti che si trovano sul territorio, dunque la comunità degli italiani, innanzitutto la Casa della Battana ed altri soggetti. Dunque abbiamo fatto rete, abbiamo collaborato con questi enti per promuovere il territorio. Ecco, grazie. Ecco, do la parola al mio collega del laboratorio arti visive, Luca Nareca. Sì, insiste. Devo andare in mezzo. Allora vengo in mezzo. Adesso mettete la scritta TED e inizio a fare... No, dico, è stato un progetto divertente, i ragazzi hanno potuto vedere tutta la filiera, ci sono andati a pescare i pesci che mangiavano, sono andati a raccogliere le verze del nostro amico contadino, così, infine hanno anche imparato la bitinada, dove chi ha visto il video, c'è pure il contadino che è normalmente uno che canta nella Marco Garbin in un quartetto, così che hanno imparato assieme alla gente che fa questo lavoro veramente, perché per esempio Antonio è proprio fa il contadino proprio anche per vivere, però è sempre attivo anche nelle attività culturali. È come una volta, c'è chi lavorava nei campi, chi andava a pescare, dopo anche cantava, e questo hanno avuto la possibilità di provare molti anni dopo di quello che era normalmente una cosa usuale. Grazie. Grazie anche a lei. Premiazione svolta. Aggiungiamo qualcosa, Fabrizio? Quindi, grazie di cuore. Ci prepariamo a raccontarvi un altro lavoro di una scuola che ci lancia anche un messaggio facendoci riflettere su una cultura
che sta scomparendo, una produzione che sta scomparendo, o meglio, sta scomparendo la trasformazione di questa cultura. Tra poco capiremo di cosa sto parlando. Il premio ex aequo va anche alla secondaria Leopardi di Pontelongo, siamo in provincia di Padova. Col tempo divenne un luogo ideale per vivere e lavorare, grazie alla sua produzione strategica tra i Ansi e Bacchiglioni. Noi siamo i semi di barbabietola e siamo pronti a diventare piante forti. Così i semi vengono piantati in primavera e si aspetta l'estate perché crescano. Crescendo, le mie foglie verdi a forma di cuore si allargano verso il cielo per circa 20 centimetri. Lo zuccherificio vende 3 tipi di zucchero. Lo zucchero grezzo, lo zucchero bianco, lo zucchero di canna. Ci sono diversi tipi di confezioni, bustine monoporzione, pacchi da 1 chilo di carta e di cartone più resistente, zollette. Il futuro di Pontelongo sarà sempre più sostenibile, perché produrre lo zucchero significa anche prendersi cura del territorio e delle persone. Si coltivano le barbabietole promuovendo un modello di economia circolare. Se non ci fosse la fabbrica, non ci sarebbe la festa della dolcezza e Pontelongo non sarebbe il paese dello zucchero. Direi davvero complimenti, avete visto, no? Barbabietola, c'è stato davvero la trasformazione in zucchero, gli zuccherifici sono davvero pochi in Italia. E lasciamo la parola agli insegnanti. Allora, grazie di questo riconoscimento a nome mio, della dirigente scolastica Elisabetta Tiengo, degli insegnanti, a cui Federica Ruzzon, che ha collaborato in questo prezioso appunto percorso, ed Alessandra Bertaggia, che non ha potuto essere qui, ma che ci segue da casa appunto in tutti i passaggi. E, diciamo, la nostra scuola Giacomo Leopardi è a Pontelongo, è il paese dello zucchero e della dolcezza, dove viene fatto il Festival dello Zucchero proposto proprio dalla Proloco. Un grande grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha supportato in questo progetto. E ecco, è un onore anche proprio per noi avere uno dei 2 zuccherifici ancora funzionanti in Italia. E abbiamo una stretta collaborazione con Copro B, con il direttore che è venuto a farci visita anche poco tempo fa a scuola. E insomma, diciamo che questa collaborazione, in cui ci crediamo tantissimo, continuerà, perché abbiamo l'orto proprio a scuola chiamato Semi di Cultura, e dalla barbabietola, diciamo, è un percorso trasversale che ci lega un po', ci fa percorrere tutte le discipline scolastiche, ma soprattutto porta i ragazzi a scoprire la ricchezza del territorio di appartenenza. I nostri ragazzi Tommaso, Elena, Anan, Nora e Leonard. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Sì. Devo dire che questo lavoro è stato premiato proprio anche per il fatto che questa è una cultura che sta scomparendo un po' dalla pianura padana e dal Veneto, ed è giusto che le scuole abbiano questa attenzione e salvaguardia anche per queste attività che sono in difficoltà anche dal punto di vista agroalimentare. Grazie Fabrizio per la sottolineatura, quindi tanti bei messaggi, avete visto anche tante interpretazioni della valorizzazione di questa nostra identità. Ora torniamo a collegarci e lo facciamo andando a consegnare i premi da 400. Troviamo un altro lavoro che fa parlare un albero questa volta, un albero che ci racconta dei fatti storici che lui ha visto. È davvero stato un bellissimo spunto dei ragazzi che da un albero abbattuto da una tempesta, la tempesta Vaia, ne scoprono l'età e con lui rivivono i fatti storici. Premiamo la scuola primaria Tito Livio Burattini di Agordo. Come tanti miei soci, non me la è scampata da quel desio del 2018. Un che sa di Albert
Când fermavis la destira, la oleste ciosù una sezione del mesoc. L'andata a scuola e la dit ai tosat che se poteva liere gran talento della storia intime a lei. Dalla mia buona posizione hai visto in grande robe e di resto tante nuove che adesso i tosati della scuola primaria di Agort mi dà una mano a raccontare. Tiglio e Tei, vediamoli. Eccoli, tantissimi. Ciao ragazzi, ciao bambini, bambine e anche ciao agli insegnanti. Prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Benissimo. Siamo qua a 150 bambini in attesa ormai da un po'. Vabbè, ci è piaciuto anche ascoltare le premiazioni degli altri. Complimenti a tutti. Noi, come avete sentito dal breve filmato, siamo partiti dalla sezione di Untiglio, che era in sede intorno al nostro prato, che si chiama Broi, e che purtroppo è caduto a causa di Vaia. Ma da questa sezione noi bambini diciamo che il Tiglio ha ritrovato vita in loro, si è ramificato in tante idee, in tanti progetti, ognuno diverso, perché Agordo ha tanto da raccontare, ha tanto da vedere, e ognuno ha sviluppato questo progetto e lo abbiamo messo insieme nel risultato che voi poi avete deciso di premiare. Vi ringraziamo, è stato un lavoro corale molto impegnativo ma anche molto, molto bello, e siamo stati orgogliosi di parlare il nostro dialetto agordino e di condividere questa nostra esperienza con voi, di farvi conoscere la nostra realtà. Grazie ancora, vi lascio salutare dai nostri alunni. Complimenti, ciao ragazzi, ciao ragazze. Grazie anche agli insegnanti, grazie di cuore. Bene, proseguiamo. Un altro lavoro che fa riflettere, questa volta sulla preparazione del cibo, dove c'è la possibilità di non scartare nulla. Questo succede anche per l'orto speciale che ci racconterà la scuola dell'infanzia, asilo Monumento ai Caduti di Motta di Livenza. Bentrovate. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Noi vorremmo veramente ringraziare voi per l'opportunità che ci date di ispirarci alle tradizioni che sono passate ma che permettono ai bambini di scoprire le radici del proprio territorio e di assaporare anche piatti che magari non avrebbero più occasione di assaggiare, ecco. E quest'anno i nostri bambini hanno potuto preparare
è un piatto tipico del nostro paese che è radici e fagioli, ed è stato davvero apprezzatissimo e l'hanno gustato. Complimenti, grazie. Allora si può fare gastronomia anche in scuola? Si può farla mangiare anche a scuola, bravi, bravi. Si può. Grazie davvero e ci rivediamo l'anno prossimo con un nuovo lavoro allora. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Continuiamo questa carrellata di premi e anche davvero di stimoli. In questo caso c'è un premio che va a una realtà che ci ha fatto riflettere sul lavoro e anche sull'immigrazione. A vincerlo è la scuola primaria Martiri della Libertà di Pincara. Siamo in provincia di Pincara, provincia di Rovigo. Andiamo a collegarci. Eccoli. Ciao a tutti. Buongiorno. Ci sentite? Non dicevo a voi, dicevo... Ci sentite? Buongiorno. Ci raccontate qualcosa di questo lavoro? Grazie. Grazie della possibilità di partecipare. Tra noi c'è anche il sindaco, la linea è un po' così, a quanto pare. Parlate pure, vi ascoltiamo. Allora, è un percorso che ha impegnato tutti quanti i bambini nella ricerca, perché la ricerca è importante sia nel campo storico, scientifico, geografico, in tutte le discipline. Quindi è un percorso che ci ha impegnati e... Da dovunque voi siate, complimenti, perché non vi vediamo. Bene, grazie, vi salutiamo perché non riusciamo a sentirvi bene, vi facciamo ovviamente i complimenti e vi dedichiamo questo applauso. Scusa. No, solo due parole brevissime su questo progetto, perché è un esempio arriva in ritardo, veramente. Di ricerca storica Sono fatta in circa modo 20 scientifico. È difficile che nelle scuole succeda una cosa del genere, nel senso che loro sono andati in cerca delle fonti, sono partite dalle fonti e dalle fonti poi hanno ricostruito l'evoluzione del loro paese e hanno confrontato la situazione attuale e quindi sono riusciti anche da questo a estrapolare la situazione di tipo sociologico, abitativa, di modo di vivere del loro paese. È un lavoro molto, secondo me, molto importante. Volevo aggiungere questo perché valeva la pena dirlo. Insomma. Certamente. Grazie. Ok. Quarta scuola in collegamento con noi, in questo caso abbiamo una tradizione che va in scena, una ricetta con una rappresentazione scenica davvero tutta da gustare e premiamo la scuola primaria Gozzi di Venezia. Conoscere una specialità del posto, il baccalà mantecato. Seguiteci per imparare la ricetta originale spiegata per noi in dialetto dalla brigata di cucina 5 Stelle della classe seconda della scuola Gozzi di Castella Venezia. A Venezia si mangia il baccalà mantecato, la bontà. Le dicevo come che si fa. Sei pronto? Vieni a vedere come sei venuto. 20 minuti, un quarto d'ora. Complimenti. Andiamo in collegamento.
Ancora qualche secondo, vediamo se ci siamo. Buongiorno da Castello. Hanno dei problemi? Eccoli qua. Spero mi sentiate. La Buongiorno sentiamo. da Castello. Prego. Noi siamo felicissimi di questo traguardo raggiunto e i bambini, devo dire, sono stati bravissimi, devo fare i complimenti a loro per la loro recitazione e naturalmente qui a Casteo il dialetto se de casa e quindi grazie per l'opportunità. Grazie a voi, grazie a voi. Complimenti, bravi bambini, bravissimi. Dov'è l'attrice l'attrice nata, chi è? Con gli occhiali che c'era? No, nessuno. No, ha spento. Sì, no, io sono l'insegnante, siamo stati molto contenti di partecipare, come se avete potuto vedere tutto il video, i bambini sono stati bravissimi nella recitazione. Certo, l'abbiamo visto. Ecco. Eccola qua l'attrice pronta per il Festival del Cinema Di Venezia. Complimenti, ciao. Siete bloccate da quanto emozionate. Perfetto, andiamo avanti. Premiazioni al primo ambito. Attenzione, parleremo di teatro, di musica e di poesia. Chiamo Tremul e Antonini. Tremul Antonini, ci prepariamo. Visto che si parla di due rive, se viene anche Rovigo, visto che è dall'altra parte Ghisellini e l'Antonella Ferro, che quindi vi affacciate nelle due rive fra Rovigo. Perfetto. Premio da 900, categoria, come dicevo, teatro, musica, poesia. Va alla scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno. Non è tempo di girare in osteria e ascoltare ciaccole. No, c'è ciaccole, c'è una roba seria. E che c'è nato? Vale, che io ci ho un nuovo statuto da Venezia. Vale dei Santi. Mettete bambini davanti e chi premia dietro, che così diamo spiazio a sti giovani. Complimenti, ascoltiamo l'insegnante che ci racconta la Valle dei Santi. Ecco, buongiorno a tutti, siamo veramente molto emozionati di essere qua e molto contenti. Siamo una piccola scuola periferica, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ci siamo anche divertiti. Abbiamo lavorato sullo statuto che Valle ha ricevuto nel 1467 da Venezia e per i bambini è stato molto interessante vedere com'era diversa la vita un tempo. Oggi noi viviamo praticamente nel lusso e invece una volta c'erano delle regole che erano quasi inimmaginabili, dal buttarli, ecco una cosa buona era tipo non bisognava buttarli in immondizia in giro se non pagavi la multa o l'acqua sporca che loro non
Per loro era difficile capire che quest'acqua sporca in realtà erano i bisogni delle persone, quindi andavi lì col bucalin e lo svuotavi in strada, è inimmaginabile al giorno d'oggi. Oppure dir parolacce, dove dovevi pagare la multa e se ti capitava di bestemmiare Dio la Madonna, questa multa era ancora più alta. E quindi è stato un interessante lavoro di ricerca e siamo contenti del risultato. E vale dei santi perché per rispettare le regole che c'erano dovevi essere veramente un santo e come dicono nel video, da valle andavi poi direttamente in paradiso, saltavi anche il purgatorio. Ecco, grazie. Bene, grazie davvero e complimenti per questo impegno, questa valorizzazione, questa ricerca e soprattutto il coinvolgimento dei bimbi, che sicuramente queste esperienze avranno una importanza. Il premio da 900 va anche a un'altra realtà. Stiamo parlando della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, l'esame de Italian. Facciamo un cambio al volo, ancora qualche secondo, prego. Boccaccio, lui mi piaceva tanto. Sì, vi ricordate Kiki Bio, Calandrino, De Andreuccio, però non mi ricordo tanto. Era la tua badante che ti dice, Maria, ti sentì? Chi va nella coppa? No. Mi neanche. Mino vado. Andreuccio. Mino vado. Ti vadi. Che pesante che sono sto cadino. Aiuti me. Si spusa st'acqua. Oh! Mi non mi piace le donne. Non le go mai stimai. Ne fasete ridi. Non puoi vedi le donne. Povero matto. Ma lo farò vedi me. Facendo la matura, se poi vedi chi va a studiare e chi studia le robe. Ale, basta filosofare, andiamo a scaldare le sedie. Devo fare un ariosto? Dove? D'Annunzio? Esame superato. Prego. A lei. Grazie. Dunque, noi presso la nostra scuola abbiamo un laboratorio teatrale al quale partecipano più di una ventina di alunni. Ora non sono tutti qua. Grazie. Grazie. E noi siamo molto onorati di poter portare, grazie a questo laboratorio, portare avanti e portare, diciamo, anche qui a voi tutte le storie che riguardano il nostro territorio, ma anche delle problematiche, come in questo caso la maturità di Stato. E sicuramente porteremo avanti anche altre situazioni in tutte e tre le lingue, l'italiano, l'istroveneto e l'istriotto. Grazie. E un'altra cosa, visto che c'è qui il nostro Maurizio Tremul, io ringrazio l'Unione Italiana per darci il supporto finanziario ogni volta per poter venire qui anche fisicamente, perché è molto importante che i nostri ragazzi entrino davvero a far parte di questo ambiente anche di persona. Grazie. Dico ancora due robe ma velocissime in realtà. Quindi questi ragazzi, anche quelli di prima de Valle, a Valle se parla l'istriotto senza nessun problema per le vie, anche a Rovigno se parla cioè Valle Vallese, l'istriotto a Rovigno è l'istriotto è rovignese, l'istroveneto, poi ovviamente studia l'italiano standard, il croato, l'inglese e altre lingue, quindi in realtà impara tantissime lingue, il che è sempre positivo, poi mantiene anche l'istriotto, che è una lingua che rischia di scomparire, e l'istroveneto, che è un'altra lingua importantissima. Grazie. Complimenti. La foto è stata fatta? Sì, molto bene. Grazie Noemi. Ok,
Facciamo questa foto, benissimo, molto bene. C'è chi ha messo su l'acqua per la pasta. Sì, ci siamo quasi. Bene, adesso vi raccontiamo invece i premi da 600 euro. La prima classe, la prima scuola che chiamiamo, ha una classe con 13 diverse nazionalità che si dilettano nell'imparare anche il dialetto e a rappresentare i vari modi di dire dialettali. La nostra Creators sarà, immagino, interessata a questi ragazzi, davvero 13 diverse nazionalità in una classe. Chiamiamo per la musica, premiamo la scuola primaria Filippo Grimani di Venezia. Che vengono ad interpretare. Vedi da fora, desde a man que me contemos Venecia attraverso il suo canzone. Vi portemo solo una bomba musicale. Siamo arrivati con le nostre famiglie da varie parti del mondo. In questi mesi già abbiamo letto e guarda un sacco di libri e documentari su Venezia. Già abbiamo sentito tante canzoni di Venezia e ne abbiamo imparato un piacere. E a nostra scommessa. Abbiamo invitato le nostre famiglie a scuola per insegnargli un fiato di parole in veneziane e far cantare con noi altri. Allora, sono tante le nazionalità, qui abbiamo soltanto una piccola rappresentanza delle due classi. Giampaolo. Perciò salutiamo anche chi è rimasto a scuola, che ci sta venendo proprio in diretta. Abbiamo allora Bangladesh, abbiamo Kosovo, abbiamo Albania, abbiamo Russia, abbiamo... Cina, un cinese, mi sembra. Un cinese, sì. E dopo... No, un cinese, dunque inglesi no. Abbiamo anche Costa d'Avorio, abbiamo anche Albania, insomma ne abbiamo tanti. Noi siamo caratterizzati proprio da un istituto scolastico, un istituto comprensivo, dove ci sono 43 nazionalità. E dobbiamo dire che ci arricchiscono tantissimo queste cose. Quest'anno abbiamo voluto accogliere anche le mamme con i papà ed è stato bellissimo perché un primo impatto è stato molto forte, ma poi avete visto, ci sono divertiti tantissimo e ancora adesso in alcune situazioni utilizzano questi detti tipo, non so, cosa ti fa, o bocca serada, no ciapa musatti, perciò è diventato uso comune, ecco. Ringraziamo tantissimo perché ci riempie di gioia questa cosa qua. E un saluto a chi ci sta guardando dalla nostra classe. Scuola di Veneto. E la maestra è di origine zaratina, non a caso. Andate. Complimenti. Prego. Perfetto. Certamente, certamente. Come tutti, come tutti. Benissimo. Facciamo foto di gruppo, ragazzi, guardate i fotografi, perfetto. Benissimo.
Prego. Proseguiamo con un'altra premiazione da 600. Ciao Fioi, ciao Bei. Dicevamo un altro racconto, questa volta gli studenti sono impegnati in una melodica canzone sui rintocchi delle campane lo scopriamo tra poco perché andiamo a premiare la Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie. Se piove splendi il sole, se nebbia dentro il cuore, quando sei scuro nell'anima, le campane de buie sempre suona, se sei festa la domenica. Complimenti, prego. Ecco, buongiorno a tutti anche da parte mia, dalla Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci. Quest'anno abbiamo abbandonato il nostro solito teatro con il quale partecipavamo di solito e abbiamo voluto dedicarci alla musica. In questo video purtroppo non sono presenti tutti i ragazzi, ma la canzone è stata cantata da ben 35 alunni e prendendo in considerazione che la nostra scuola conta un totale di 107 alunni, per noi è un grande successo. Abbiamo scelto questa canzone perché è di un nostro cantautore buiese e abbiamo cercato di avvicinare i ragazzi alla musica in dialetto istroveneto, quindi anche una canzone in istroveneto può fare emozionare. E abbiamo scelto naturalmente la nostra Buie, ovvero il centro storico, per essere noi giovani a valorizzarlo. Ecco, grazie. Foto di gruppo, perfetto. E ci prepariamo tra poco a premiare invece per il teatro. Poesie e storie filastrocche venete ideate e recitate dai ragazzi. Di quale scuola? Ci prepariamo a dirlo. Premio per il teatro va alla scuola primaria 4 novembre Campese di Bassano del Grappa. Viva la lingua veneta! C'era una volta un personaggio che le dava cerca di amici. Quindi mi sono legato che il lobo è che aveva la missione dal gatto e infatti è diventato. Se non te che mia da torme sotto gamba perché a me potrebbe essere meglio di te in un'altra maniera. A sera passà un po' di dì. A colpa di una grossa borrasca, a sera casca una pianta par sora della casa di amore. Cosa che indisi torana se stasera andiamo a vedere cosa che sei in paura. Ciao! Prego. Innanzitutto grazie di questa opportunità all'Umpli Veneto e alla Regione. Salutiamo i nostri amici che si guardano pazientemente da casa dalle 10 di questa mattina che avremmo voluto avere qui. Abbiamo una rappresentanza appunto della classe terza della scuola primaria 4 novembre di Bassano del Grappa, Campese, la nostra frazione. Noi abbiamo con orgoglio rivalutato tantissimo la nostra lingua veneta, l'abbiamo sdoganata completamente, l'abbiamo portata in classe e dalle classi poi è arrivata anche nelle case di questi bambini, dove
c'è da dire che non tutti avevano l'abitudine di parlarla. Quindi con grande orgoglio, con grande felicità abbiamo inventato, anche grazie alla collaborazione dell'Accademia della Lingua Veneta, in collaborazione appunto, delle favole ambientate a Bassano e nel canal di Brenta, luogo a noi ovviamente molto caro. Le abbiamo prima scritte in maniera proprio coesa e coerente in lingua italiana e tradotta poi in veneto, e abbiamo scoperto che la nostra meravigliosa lingua veneta si parla in tantissimi luoghi, che avremo modo di scoprire nei prossimi anni e di approfondire continuamente. Quindi ancora grazie e viva la lingua veneta! Viva la lingua veneta! Grazie, viva! Chiamo bene, a perfetto. premiare Ghisellini, Antonella. Siamo a posto? Sì. Andiamo avanti allora a raccontarvi un altro premio che va a una scuola che porta con sé una riflessione, una parodia, ci propone dove tutti i ceti sociali scelgono il meglio, ma ai poveri restano solo le fatiche. Premiamo la scuola primaria Monsignor Sant'Etiozzo di Portoviro. Non so se che fa, perché lei si indosso sulla famiglia. Io vedo, perché la scatola non sarà proprio solo i piscotti, se sta buttando in palco. Io non voglio proprio che Terra e acqua se lavora sotto un sole che così. Eccoci, allora noi abbiamo fatto un progetto trasversale e noi siamo tutto il team e abbiamo lavorato appunto con una didattica laboratoriale che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le discipline. Qual è stato il focus del nostro lavoro? Il territorio e le agenzie educative. Abbiamo anche qui la nostra presidente della nostra Proloco, con la quale noi collaboriamo sempre, perché il territorio è un elemento principale nei nostri percorsi di educazione civica, proprio per dare questa importanza a formare cittadini attivi e che hanno a cuore il loro territorio. Abbiamo appunto fatto un lavoro sul lavoro di un tempo proiettato proprio nel futuro, e grazie allo sfruttamento di due risorse importanti che sono la terra e l'acqua, che sono elementi del nostro delta, le fadighe di un tempo sono sfociate anche in nuovi impieghi, in nuove professioni. Un valore molto importante abbiamo dato all'anziano e quindi è stato proprio un lavoro a 360 gradi e qui non abbiamo i nostri 35 protagonisti che si sono proprio prodigati nell'imparare, come hanno detto le colleghe, la lingua in maniera totale. Ecco. Grazie. Comunque i poveretti sempre da lavorare, no? Sì. Grazie di cuore, stiamo arrivando alle conclusioni. Abbiamo altri 2 premi da 400 che sono collegati con noi.
queste scuole sono collegate con noi. La chiamo la scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago. Abbiamo presente il dirigente scolastico. Come ti sei arrivata qui? Con la corriera, quella che fa il giro lungo. Zoppe Matterada, Cerchi, Cipiani, Boscaria, Beribazzi, Babici del Sora, Babici del Sotto, Babici del Traverso, Scrignari, Dorizzi, Petrovia, Iezzi, Macalè, Stazione della Dumago. Ah, che bella! Ti piace la Genova? Ma che marca? Aspetta che leggo. L'Xbus. Bella, no? L'ha bocciato il Corriere. Perché la sei una persona onesta. Non la sei mica una ladra. Ma te prego. E Cine, l'amica onesta. Andiamo in collegamento con Umago. Eccoci. Buona giornata, ciao a tutti. Buongiorno, ci sentiamo? Sì. Tanti saluti da Umago. Per prima cosa complimenti a tutti i partecipanti, a tutti i vincitori, agli insegnanti e a tutte le scuole che hanno partecipato. Abbiamo voluto dare anche noi il nostro contributo con questo video spassoso che tratta di ciacole serie che fanno ridere e parlano anche del nostro territorio e del modo di come è organizzata la nostra città. I ragazzi si sono divertiti assieme al loro insegnante ed è per noi un'opportunità di svolgere la sua attività nel nostro dialetto, nel dialetto istroveneto, che è giusto portarlo avanti per valorizzare questo nostro patrimonio. Vorrei ringraziare l'organizzatore per darci questa possibilità e sicuramente parteciperemo anche ai prossimi anni. Un saluto a tutti. Grazie, complimenti. E ovviamente a presto. Andiamo all'ultima, Fabrizio. Premio che va per il lavoro 1 milione di maravegge. Premiamo la scuola primaria Salvator Todaro di Chioggia. Chi siete voi vestiti di questa moda strana? Piacere, Messer Bustico da Pisa, uomo di lettere a vostro servizio. Messer Marco Polo da Venezia, mercante e gratis viaggiatore. Se mi comprendete meglio posso parlare il veneziano manca il ciosotto o il marinante. Delle lingue non imparate tante e figuriamoci se non sono capeste. Ah, credevo che ti fossi di un'agenzia dei viaggi, perché sai, Mimi non lavorava e paga le commissioni. E il solito POC, ti persi solo gli scherzi. Non so che cosa desidero parlare, comunque volevo solo dire che se volete vi posso contare di un viaggio che ho fatto mio. Devo contare tutte le robe meravigliose, io devo contare quasi un tuo. E ne sei tante. Insomma, ne sei 1 milione di meraviglie. Qualche secondo, eccoci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Grazie mille, grazie ancora per il premio. E 2 cose, questo 1 milione di maraviglie nasce dalla partecipazione di tutta la nostra scuola all'iniziativa del Veneto Legge. Abbiamo letto Il milione di Marco Polo, per cui leggendo quello abbiamo detto perché non mettere in scena un viaggio così affascinante. Abbiamo fatto fare a Marco Polo una capatina a Chioggia, visto che siamo qui nella provincia di Venezia, e quindi abbiamo dato il là ai bambini e i bambini sono stati entusiasti. Abbiamo messo in scena tutte le classi, siamo 9 classi, quindi con 140 bambini,
di cui le quarte e le quinte la recitazione, terze, prime e seconde il balletto. Da quest'anno abbiamo provato, perché i bambini ci insistono sempre, di mettere in scena anche le terze. E dobbiamo dire che effettivamente il fatto di fare teatro, il fatto di mettersi in discussione all'interno di un palco e quant'altro ne vale proprio la pena, perché abbiamo, almeno qui noi abbiamo degli attori bravissimi. E comunque grazie a tutti e grazie per il premio ancora. Grazie a voi per l'entusiasmo e ovviamente anche per quello che avete costruito, grande interpretazione, e penso per i ragazzi sono davvero delle belle e formative esperienze. Grazie di cuore. Grazie, è vero. Grazie. Bene, siamo arrivati ai saluti, abbiamo rispettato l'orario, dicevamo prima delle 15 di chiudere, avete visto, siamo stati bravi. Sono quasi le 13, i ragazzi ci perdoneranno per la lunghezza, ma davvero grazie anche agli insegnanti per la pazienza e abbiamo voluto onorare tutti quanti allo stesso modo. Fabrizio Tonon? No, io volevo salutare, se non l'avevi fatto tu, coloro che hanno avuto la possibilità anche di vederci in streaming e quindi anche ai vostri colleghi che erano a casa, e ci aspettiamo da questo evento un ridondante creator e speriamo che le cose, perché abbiamo notato che da queste iniziative, se poi si condividono poi nei social, ne godiamo tutti, in modo sano naturalmente. Buona giornata a tutti, mi dispiace che fuori piova un po', ma adesso se esco io probabilmente smette. Al prossimo anno, e grazie anche al Presidente Rino che è qua e che vi aspetta il prossimo anno. Allora grazie, grazie per la pazienza che avete portato e ci vediamo, buon 2026. Piove, prima pioveva, adesso non so più, non mi hanno aggiornata. Certo. Perché noi ci fermiamo un po'